pronti, si parte subito. Con chi? Con i giovani. Allora, i nostri giovani, le ragioni della fuga. I ragazzi che emigrano oggi partono dal nord Italia. Ecco i motivi. Cercano stipendi migliori, ma anche la possibilità di accedere fin da subito a incarichi di maggiore responsabilità, così come un mercato del lavoro più meritocratico. Sono questi alcuni dei risultati di un'indagine che per la prima volta mette a fuoco i motivi della colossale fuga di giovani che, in combinazione con il calo demografico, sta riducendo le possibilità dell'Italia di costruirsi un futuro sociale ed economico all'altezza del presente. Sono parole importanti quelle che ho letto, che fanno molto riflettere. Ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo, che è il professor Alessandro Minello, economista. Grazie professor Minello di essere qui con noi, perché noi abbiamo bisogno di persone preparate, non di bla bla bla, che raccontano delle cose ma se la fanno e se la godono perché non hanno mai il contraddittorio, purtroppo dico io, o poco, molto poco. Vogliamo capire com'è la situazione, sta ripartendo il lavoro perché siamo ormai in autunno. Cosa ci racconta il professor Minello? Beh, il tema dei giovani che lei ha ben presentato adesso è un tema cruciale per il nostro futuro e ci stiamo rendendo conto oggi con i numeri e con le ultime ricerche che sono state fatte di quanto importante e delicato sia questo problema, soprattutto tenendo conto di due cose. La prima è che noi avremo sempre meno giovani a causa del declino demografico, e questo è un dato che già lo vediamo anche nel calo degli iscritti a scuola, nel calo delle nascite, e poi lo vediamo anche del fatto che anche le famiglie di immigrati che un tempo bilanciavano il calo di natalità delle famiglie autoctone, adesso anche loro diminuiscono il numero dei figli, e quindi anche questo si aggiunge al problema. Poi c'è il problema del lavoro, perché noi abbiamo un sistema delle produzioni, penso a tutte le produzioni artigianali, commerciali, ma anche tutte quelle attività di cura della persona e delle famiglie che richiedono molta manodopera. E questo aggrava quindi il fatto che di fronte a una domanda di manodopera elevata c'è una scarsità di offerta di lavoro, e senza poi entrare in altri temi, semmai lo vedremo dopo, anche sul fatto che per esempio c'è un problema di sostenibilità finanziaria, perché chiaramente meno giovani che lavorano, meno occupati, questo creerà problemi di sostenibilità futura. Consideri che già oggi, per fare un esempio concreto, ci sono alcune province, anzi molte province in Italia e soprattutto nel centro-sud, ma anche in Veneto, pensiamo a Belluno e pensiamo a Rovigo, dove oggi ci sono più pensionati che occupati, e questo è un dato preoccupante. Professor Minello, in questi giorni si parla molto di autonomia differenziata, favorevoli, contrari, ma siamo sicuri di aver capito bene cosa vuol dire avere l'autonomia? Perché ognuno la spiega alla propria maniera, ognuno dice quello che pensa, ma è la politica che poi deciderà. Lei cosa ne pensa, professor Minello? Guardi, il tema dell'autonomia è un tema importante, è un tema sul quale diciamo i veneti, la popolazione del Veneto si è pronunciata a suo tempo, alla stragrande maggioranza per il sì. C'è un problema di capire esattamente in che cosa consisterà l'autonomia, perché questo dipenderà dalla negoziazione che adesso ci sarà con il governo centrale
per quanto riguarda le materie su cui ci sarà diciamo, autonomia per quanto riguarda la regione. Va detto che quindi l'esatto contenuto di questa autonomia sarà decisa nei prossimi mesi, nel prossimo futuro. Consideriamo che questo percorso che ha fatto il Veneto lo ha fatto anche altre regioni, come per esempio l'Emilia Romagna, come per esempio la Toscana ed altri. In Italia abbiamo già regioni a statuto autonomo, e quindi è una scelta che se organizzata bene dovrebbe favorire diciamo, il nostro territorio. Però attenzione, non deve essere un pregiudizio rispetto all'unità nazionale, rispetto alla possibilità di comunque avere una solidarietà e una sinergia con le altre regioni. Cioè, quello che mi aspetto è che da questa autonomia il Veneto possa avere maggiore potere decisionale su alcune materie, ma che questo non crei assolutamente situazioni di discriminazione rispetto anche ad altre regioni in sostanza. Poi d'altro canto è importante che questo sistema e questa autonomia sia condivisa a livello centrale, perché non deve essere, come si legge in alcuni casi, un elemento di rottura, e non deve essere nemmeno depotenziata totalmente, perché altrimenti sarebbe priva di effetti in sostanza. Ecco. La ringrazio, professor Minello, perché ha spiegato molto bene. Il Paese deve tutto quanto andare a 360 gradi, non solo una parte ma tutto il Paese, quello che si vuol far capire. Ecco, l'autonomia sì, ma dobbiamo portare avanti anche quello che è il lavoro. Questo lavoro, come lei ha spiegato molto bene, che manca per tanti motivi. Torniamo ai giovani. Pensate, adesso vi leggo i numeri, perché siccome il professor Minello è molto pratico e sa spiegare bene i numeri, sono numeri che fanno veramente riflettere sui giovani. Allora, i giovani italiani all'estero, dati relativi dai 18 ai 34 anni, cancellati dall'anagrafe, ascoltate bene, per trasferimento nel periodo 2011-2020. Nord-Ovest cancellati, giovani parliamo, 124.091 ragazzi, con una percentuale del 4,6 su una popolazione che va dai 18 ai 34 anni. Nel Nord-Est cancellati 91.693, con un 4,6 di percentuale su una popolazione dai 18 ai 34 anni. Il centro, guardate già la differenza, 73.236, con una percentuale del 3,7%. Il sud, 99.978, con una percentuale del 3,9%. Isole, 62.587, con una percentuale del 5,3% su una popolazione appunto dai 18 ai 34. Praticamente in Italia sono stati cancellati, giovani, 451.585, con una percentuale che va dal 4 al 4% sulla popolazione. Sono numeri che fanno rabbrividire, professor Minello. Sono numeri che abbiamo perso, non so se rientreranno, se sono rientrati, ma questi sono i numeri che noi finalmente riusciamo ad avere. Prego, professor Minello. Sì, questi numeri sono preoccupanti e indicano poi anche una tendenza che rispetto al passato oggi si sta accentuando molto, cioè l'emigrazione meglio, riguarda persone di giovane età, e quindi non di età un po' più avanzata come
spesso accadeva anche nel passato, e soprattutto molti di questi sono molto scolarizzati, quindi hanno concluso un percorso di studio superiore oppure anche di laurea. Quindi diciamo, il nostro paese ha investito, il nostro sistema educativo ha investito in questi ragazzi, li ha preparati bene, perché poi quando vanno all'estero risultano preparati, vengono apprezzati, vengono assunti, vengono valorizzati, e quindi vuol dire che la scuola in generale, tutto il mondo della scuola, sta facendo, nonostante ci siano a volte delle critiche, secondo me a volte giustificate, a volte no, sta facendo un buon lavoro. Qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo cercare di attuare una politica che sia anche attrattiva di giovani a nostra volta dall'esterno, perché oggi è impossibile pensare di frenare, come dire, o impedire l'uscita dei giovani, perché i giovani oggi sono mobili. In tutti i paesi del mondo i giovani cambiano luogo, a volte per studio, a volte per lavoro. Il problema è che di fronte alla circolazione cosiddetta dei cervelli, come dovremmo avere, in realtà noi ed altri paesi abbiamo una migrazione netta, quindi abbiamo una fuoriuscita netta, che vuol dire impoverimento di capitale umano e vuol dire impoverimento culturale poi anche. I motivi che lei ha citato della ricerca che è stata fatta indicano chiaramente che non esiste un solo fattore che può, rallentare la fuoriuscita o all'opposto attirare giovani da altri paesi. Esistono più motivi, e questi più motivi devono essere valorizzati contestualmente, per cui è sicuramente un problema di salario. Questo è un problema che spesso è legato anche al fatto che il 90-95% delle nostre imprese sono piccole imprese, e quando sono piccole imprese spesso i salari contrattuali sono comunque sostenibili, sono comunque più bassi generalmente. In secondo luogo il tema importante è poi quello del fatto che un giovane va all'estero perché vuole essere più valorizzato sotto il profilo anche professionale, spesso magari cerca di mettere a frutto lo studio che ha fatto, e quindi trovare delle mansioni lavorative, delle occupazioni che siano coerenti con quello che ha studiato, e anche questo spesso è un problema nel nostro caso, per cui diciamo che è un altro tema su cui riflettere. Poi in generale è l'ambiente in cui si inseriscono è stimolante in molti luoghi esteri. Penso alle città, di solito la maggior parte dei giovani va nelle principali città europee, che rappresentano, come dire, ai loro occhi un'opportunità, anche se a volte nel loro periodo, soprattutto iniziale, sono costretti a subire, diciamo, molti disagi. Attenzione, perché la vita del giovane che va all'estero, soprattutto anche il primo anno, parlandoci un po' assieme con alcuni ragazzi, non è facile, anzi potrei dire che è peggiore di quella che fanno qui in Italia. Però loro sono animati proprio a questo progetto che hanno in mente, e che trovano in questi paesi esteri, in queste città, una risposta che noi oggi non siamo in grado di dare complessivamente. Questo è un elemento chiave. Lei pensi solo a un dato, che in Italia la quota di giovani all'interno di cariche direttive, diciamo, delle nostre aziende è meno della metà di quella che troviamo in altri paesi, in sostanza. Quindi il giovane fa più fatica, l'impresa familiare fa più fatica a
a valorizzare la componente giovanile. Naturalmente non vale per tutte le imprese, attenzione, non stiamo ragionando... Molto chiaro, professor Minello, e la ringrazio anche perché adesso daremo la parola a un giovane che sa, perché è un imprenditore della ristorazione, Michele Pozzobon, eccolo qua. Però prima di sentire cosa ne pensa Michele Pozzobon, ecco, su questa fuga dei giovani, quanta difficoltà a diventare imprenditore, quanta burocrazia, ecco, e gli stipendi, soprattutto gli stipendi, non si trova personale, sentiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Rinaldo? Allora, Rinaldo è andato a prendersi il caffè. Allora, cosa dice Pozzobon di queste percentuali molto alte di giovani che vanno all'estero perché hanno la possibilità anche di riuscire a esprimersi meglio, meno burocrazia, stipendi più alti? Cosa sta succedendo? Abbiamo letto dei numeri che veramente col professor Alessandro Minello, che le presento, che è un economista, che fanno molto riflettere. Prego Pozzobon. Buongiorno a tutti, grazie per oggi. Allora, sono numeri veramente un po' tristi, devo dire, ammetto, da giovane, e spesso bisognerebbe quasi, diciamo, non guardarli e darsi proprio degli obiettivi per contrastarli. Io ammetto di avere comunque la possibilità, intanto, di raccontare la mia storia, che comunque è positiva, il fatto di aver avuto, grazie a Treviso, la possibilità di raggiungere degli obiettivi imprenditoriali e anche abbastanza relativi alle ambizioni e all'orgoglio, insomma, che poi nasce soprattutto quando uno si mette proprio a rischio e cerca anche di investire sia all'aspetto poi del tempo, di una fase di vita dove abbiamo la massima dell'energia e abbiamo anche un po' pochi risparmi molto preziosi, no? E quindi è vero, anch'io vengo anche dal poter raccontare un'esperienza all'estero in Germania che mi ha abbastanza invece aperto gli occhi e mi ha dato l'ulteriore carica nel ritornare invece poi sul territorio e fare quello che ho fatto. Allora Pozzobon, fermo un secondo perché sennò mi cadono le linee. Rinaldo a bersi il caffè mentre ha preso la linea Italo, il nostro Italo da Padova. Penso che sei Italo Guglielmo. Esattamente. Wow, ciao Italo Guglielmo, come stai intanto? Bene, Mirella, grazie a te. La risposta esatta: sono Italo Guglielmo, hai vinto un premio che ti verrà consegnato la prossima settimana. Allora, senti Mirella, io volevo dire questo, della emigrazione all'estero da parte dei nostri giovani, che è anche comprensibile per certi aspetti, mi preoccupa una cosa, cioè queste persone che noi abbiamo educato perché li abbiamo mantenuti a scuola, loro, le famiglie, lo Stato, eccetera, eccetera, i cittadini pagando le tasse, in realtà quando sono in grado di restituire la ricchezza attraverso la produzione, vanno a produrre all'estero e quindi ingrassano la concorrenza che sono i paesi stranieri. Poi cosa fanno? A una certa età però la nostalgia, gli affetti familiari ritornano al paesello che sarebbe l'Italia e noi ce li manteniamo da vecchi, assistenza sanitaria, ospedali, cure, medici e quant'altro. Questo è il disastro economico di quando, secondo me, i nostri giovani se ne vanno via. Questo è l'argomento da affrontare. Noi non li dobbiamo assolutamente lasciare andare via e se vanno via non debbono ritornare, perché lo dico senza acrimonia, ma perché per noi sono un costo insostenibile dal punto di vista economico. Questa per me è la realtà. Tutte le altre sono cose importanti che le ascolto, però il nesso logico è di tipo economico. Questa è la verità. Vanno a ingrassare i tedeschi, gli inglesi, gli austriaci e impoveriscono l'Italia. Ecco, e chiudo qui e ti saluto e ti ringrazio sempre per questa bella trasmissione che sai che io la guardo tutti i giorni, anche se chiamo poco, per permettere anche agli altri di parlare. Mirella, un abbraccio a te e un saluto ai tuoi graditi. Grazie caro Italo Guglielmo, grazie infinite. Allora sentiamo come risponde il nostro Michele Pozzobon a questa telefonata di Italo Guglielmo e poi sentiremo anche il professor Alessandro Minello. Prego Pozzobon. Ma devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo, insomma, perché spesso, volentieri,
La mentalità italiana è un po' affidata a questo assistenzialismo in generale, siamo molto accoglienti, siamo un popolo veramente che accoglie in tutte le fasce, diciamo, di età, e spesso dovremmo imparare un pochino di più dalle politiche estere, dove ci sono paesi che da questo punto di vista invece hanno un po' più di chiarezza, per cui vivi il mio paese, produci nel mio paese, rimani nel mio paese, e quindi sostanzialmente questo potrebbe essere sicuramente emulato. Parlo, diciamo, per esempio di continenti molto lontani come l'Australia, come anche stati molto vicini come magari la Svizzera, dove di base spesso ci sono queste mete anche tra noi giovani abbastanza desiderate, dove ammetto che ti impongono sostanzialmente in maniera un po' più forte e chiara la scelta di decidere qual è la tua casa, almeno perlomeno lavorativa. Poi ammetto che insomma è un patrimonio nostro, il sentimento familiare, quindi questa figura materna che in ogni momento ci accoglie, in ogni sostanzialmente situazione è pronta a ridarci casa, però forse anche questo, il nesso, diciamo, anche socio-economico e anche psicologico, devo dire, che magari mette un po' più quella forma di dipendenza nei giovani. Quindi però scusa Pozzobon, anche tu ti do del tuo perché sei certo. giovane, sei andato all'estero, hai cercato di capire come funzionava. Certo. E mi ha fatto riflettere anche le parole che hai detto. Ero in Germania, però ho capito che forse era meglio che ritornassi in Italia. Cosa è successo? Allora, secondo me, intanto c'è da analizzare un pochino l'impatto scolastico che ha sui giovani. Spesso veniamo destinati all'estero, quindi c'è anche una sorta di spinta, pensando un pochino veramente che l'erba del vicino sia sempre più verde, e quindi spesso è anche un po' il profilo, diciamo, di professore, il profilo, diciamo, anche di alcuni genitori, ammetto, che fanno delle pressioni, un po' perché, per esempio, anche nel mio lavoro, che ho fatto, diciamo, il cuoco per anni, in primis ho fatto, diciamo, il cameriere, per poi accedere anche a livelli un po' più direzionali, e ho avuto difficoltà sicuramente nell'accettare, perché è una professione che magari quando iniziai, circa 10-15 anni fa, non era sempre ben vista, per cui sostanzialmente tante famiglie, poi anche di amici, mi vedevano con un po', diciamo, di sospetto. Che lavoro ho avuto andare a fare, ma non te altro da scelta. Declassante, e tutte queste cose qui. Poi mi ritrovo le stesse persone a cambiare completamente idea dopo sostanzialmente questo decennio, che sicuramente ha messo in luce la ristorazione, ha portato gli chef ad essere magari più credibili, e queste figure, diciamo, un po' più maestose. E quindi sicuramente le pressioni di alcuni stereotipi sono presenti e condizionano sicuramente il giovane. Poi è vero che il giovane, se fornito di intelligenza dalle famiglie o comunque dalla cultura attraverso la lettura o comunque, insomma, la cultura generale, si trova a misurare e percepire che alla fine l'Italia è sicuramente il patrimonio della qualità anche relazionale. Quindi quello che noi abbiamo qui oggi sostanzialmente è una grande ricchezza, che però dobbiamo sempre essere in grado di vedere. Hai sentito, Italo Guglielmo, che Michele Pozzobon è d'accordo con te, questo giovane che sa, ecco, di cosa stiamo parlando, che ha provato, perciò ha le idee chiare su quello che è stato anche il suo percorso, che molte volte viene condizionato, questa è la verità, anche dalla famiglia stessa, che questo giovane lo sempre su sta bolla con sti genitori, poi vediamo cosa succede purtroppo. Allora abbiamo Rinaldo, poi andiamo dal professor Minello, veloce perché hai perso la linea prima, veloce, ciao. Mi devi cascare in linea. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È il discorso di giovani che va via. Sei sbagliatissimo. A Cuba, amico mia nuora che è cubana, a Cuba, quel che scappava da Cuba, era tutti laureati. Perché? Studia con lo Stato e da tutto lo Stato. Dopo a Cuba ci pagava $20 al mese, andavi in America e ci pagava 100, 6.000, 7.000, ed è quello che scappava. Quello che era da famiglia, quello che era da fare in Italia, ti va a studiare in Italia, ti resti in Italia.
se gli dai la possibilità di lavorare bene, la possibilità di vivere, di farci una famiglia, ma non ti vaghi, è assurdo, no? I facciamo diventare grandi, poi diciamo che vada via. Anche il governo deve fare qualcosa per questi giovani, invogliarli sta qua, dargli la possibilità di un lavoro dignitoso, un lavoro che vuol fare per quello che ha studiato, si gera il tesame di poche robe, dargli i soldi per vivere, è semplice. Dopo cosa vuoi dire tutto? È tutto io ho una nipote di 30 anni che è in Inghilterra, forse di più. Noi aveva ora delle mese ferie per venire qua in Italia. Io ho detto come sia, ormai so da tanti anni, non ho più il coraggio di venire via, non so neanche cosa che ha fatto. Stavo bene, sì, però sappiamo soldi, però ti spendi anche, te ne resta pochetti, è vita di più cara, gli appartamenti neanche a parlare, e ora, no, e l'America, tanti americani, hanno trovato qua in Italia, guarda se sul spettacolo, tutti gli americani che qua in Italia a Ciapaschei. Grazie al nostro Rinaldo, molto chiaro, ha portato anche degli esempi di nipoti. Allora, professor Minello, oltre a rispondere a quello che hanno detto sia Rinaldo che Italo, ma soprattutto anche a Michele Pozzobon, alzare gli stipendi tagliando il cuneo fiscale, solo così li tratteremo. Sentiamo come commenta il professor Minello e poi anche Michele Pozzobon. Allora, intanto vorrei partire dall'osservazione comunque di Italo, che mi trova come dire, totalmente in disaccordo. Dico totalmente in disaccordo perché, pur capendo come dire, il problema, non è pensabile assolutamente di limitare l'orizzonte di mobilità delle persone. La mobilità è oggi, per fortuna, almeno nei nostri paesi, un diritto. Pensi che ci sono paesi anche a noi vicini, fino a un po' di tempo fa, le faccio l'esempio dell'Albania, dove i giovani che volevano sposarsi non potevano fare il loro viaggio di nozze nei paesi diversi da quelli a cui gli era concesso di andare. E tra questi paesi c'erano l'Egitto e alcuni paesi dell'Est Europa. Quindi una coppia di giovani albanesi che voleva fare un viaggio di nozze in Italia o da altre parti, fino a poco tempo fa non gli era concesso. Parlando con loro, io ho sentito un grande senso di restrizione che oggi il giovane non è disposto, per fortuna, ad accettare. Quindi tentare di bloccare sarebbe veramente anacronistico, tentare di frenare è un elemento che deve essere pensato in un certo modo. Se frenare vuol dire cercare di scoraggiare i giovani ad andare all'estero, non è la scelta giusta, perché lo sviluppo di molti paesi nel mondo è legato alla migrazione delle persone. L'America è diventata quello che è diventata perché in America, negli Stati Uniti, sono emigrati irlandesi, italiani e tanti altri da tutto il mondo. Lo stesso vale per il Canada, lo stesso vale per la Germania, attenzione, perché pensate a quanto i nostri lavoratori sono stati importanti per lo sviluppo del paese. Quello che noi dobbiamo chiederci invece è, lo stesso ospite vostro, Michele, dice: io sono andato in Germania e ho capito che per me era importante ritornare. Questo è un elemento importante, cioè noi dobbiamo pensare di dare una possibilità, una ragione per tornare. Questo è semmai l'elemento su cui ci dobbiamo interrogare. Quindi il problema è che noi tendiamo a dire: tu non dovresti andare all'estero, dovresti lavorare qua. E invece dovremmo dire: tu vai all'estero, lavora all'estero, ma io come sono responsabile di farti capire che qui potresti proprio tornare a lavorare. Questo è il grande problema che noi abbiamo, perché altrimenti, ripeto, noi non capiamo perché un giovane va fuori dal nostro paese.
Abbiamo la telefonata di Livio da Padova, poi andiamo in pubblicità e poi ritorneremo su questo argomento molto importante che è la nostra economia e i giovani. Livio, vai. Mirella, ciao e Ciao. un saluto ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al professore, lei si parlava di autonomia prima. Sì, è giusto che ci sia una certa solidarietà con le regioni del sud, però la solidarietà va data anche alle regioni che dimostrano che cercano di cambiare il loro modello, che cercano insomma di essere più produttive. Prima cosa. Seconda, molto leggermente, mi puoi spiegare, professore, che differenza c'è tra regione a statuto speciale e regione autonoma? Grazie. Grazie a te Livio, però assolutamente devo andare in pubblicità, ma poi risponderemo al nostro Livio da Padova. Pubblicità. Allora siamo col professor Alessandro Minello, economista, con Michele Pozzobon, imprenditore della ristorazione. Allora iniziamo proprio dal professor Minello per rispondere al nostro Livio e poi sentiamo anche Michele Pozzobon. Allora professor Minello, come commenta la telefonata di Livio? Microfono. Allora, rimanevano due temi. Il primo era quello sul cuneo fiscale e il secondo è quello legato alla differenza tra le regioni, statuto autonomo e ordinario. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, che cosa significa? Significa che in sostanza se diminuiscono le imposte che le imprese pagano al lavoratore, che però questa parte di stipendio viene trattenuto a vario titolo dallo Stato per previdenza e per di fine rapporto, questo salario potrebbe aumentare e va a aumentare il salario che percepisce il lavoratore. L'abbattimento, comunque la riduzione del cuneo fiscale è sicuramente un elemento che può aiutare ad aumentare, diciamo, il salario netto del lavoratore. Però quello che avviene in altri paesi è che il salario dei lavoratori spesso è migliorato, diciamo, è aumentato, perché sono previste ad esempio forme di partecipazione del lavoro agli utili aziendali, al risultato aziendale. Spesso i lavoratori ottengono dei benefici dal fatto che la propria azienda ottiene dei risultati importanti, fatturato crescente. Anche in Italia ci sono situazioni di questo tipo, però non sono ancora sistematiche e allargate, diciamo, alla generalità. Poi un elemento importante è che ad un salario più elevato deve corrispondere prima una produttività più elevata, perché parliamoci chiaro, un imprenditore per pagare salari più elevati deve generare quelle risorse che consentono di pagare salari più elevati, altrimenti non è sostenibile per l'impresa. Quindi in sostanza il problema del salario nel nostro paese è legato un po' all'elevata tassazione sul lavoro. Oggi il lavoro è tassato più del capitale, per esempio, e poi è legato al fatto che la produttività nel nostro paese negli ultimi 30 anni è, vorrei dire, stagnante, e quindi è difficile sostenere salari più elevati. Professore, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea, e lo sa che sono preziosi i nostri telespettatori e telespettatrici. Poi riprendiamo. Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al dottor Pozzobon e anche al professor Minello. Pozzobon, volevo dire una cosa che l'ho sempre detta
entra un cuoco qui dalla Mirella, perché vedo tanti cuochi con baffi e barba lunga, con capelli anche sciolti come le donne che portano in tavola o uomini? Ma c'è una regola per voi che devono avere la cuffia, non devono avere braccialetti, orologi, anelli, orecchini? Ma perché non date retta a questa regola? Perché a me quando vado sul ristorante che vedo tutte queste cose qua non mi viene neanche voglia di mangiare? Ci sarebbe una regola? Vedo lei che è tutto sbarbato bene e dovrebbero essere così i cuochi, i chef e anche quelli che portano in tavola, oppure tenersi una barba cortissima, no, di lasciare i capelli nel piatto, insomma questo voglio dire. Anche in televisione tutti questi chef numero uno qua e là, tutti con questi capelli lunghi, barba, baffi, ma come fanno? Sopra una pentola così, oppure portare in tavola. Grazie Giusy, ti risponderà subito, devo correre perché sono in chiusura ormai. Grazie Giusy, sei stata molto chiara, domanda pertinente visto che abbiamo un ristoratore, però ritorniamo dal professor Minello che stava concludendo il discorso e anche per rispondere a Livio. Prego. Sì, l'altro elemento era quello della differenza tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario. Diciamo che io non sono un giurista, quindi non vorrei addentrarmi troppo, però la grande differenza è che le regioni a statuto speciale hanno uno statuto che è approvato costituzionalmente e hanno un'autonomia diciamo finanziaria, legislativa e amministrativa. Inoltre si finanziano con una compartecipazione al gettito delle imposte, per cui diciamo che in sostanza una regione a statuto speciale ha più potere decisionale e gestionale rispetto a una regione a statuto ordinario in sostanza. Quindi poi bisogna considerare che queste regioni a statuto speciale nacquero diciamo, per ragioni di tipo anche storico, per ragioni di tipo legato al timore che ci fossero dei problemi per quanto riguarda anche la coesione sociale del paese, il rispetto di alcune minoranze linguistiche e culturali, quindi ci sono ragioni per cui sono state istituite. Queste ragioni storiche, peraltro, sono anche state un po' messe in discussione di recente, cioè ci si interroga se quelle ragioni che hanno portato alla costituzione delle regioni o province a statuto speciale siano ancora valide oggi. Quello che, ripeto, va considerato è che qualsiasi tendenza, diciamo, di natura autonomista o federalista, in tutti i paesi del mondo, laddove si sono realizzati questi orientamenti, erano comunque orientamenti che miravano a valorizzare i territori nell'ambito però di un processo di aggregazione, di coesione. Quindi in nessuna parte del mondo un processo di valorizzazione dei territori, delle regioni, degli stati è avvenuto in ostacolo o in contrapposizione alla coesione nazionale. Questo è un dato importante, quindi io ritengo che anche nel nostro caso la valorizzazione della nostra regione, che è secondo me un elemento importante, debba avvenire all'interno di un quadro complessivo di coesione. Questo è indubbio, perché oggi la competizione istituzionale, economica e sociale a livello globale non si fa frammentando i luoghi, ma la si fa aggregando i luoghi. Quindi questo è importante, ecco perché è importante anche l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è indispensabile oggi. Non è pensabile che un singolo Stato, una singola regione possa avere un ruolo importante a livello globale. Pensiamo alla pandemia. La pandemia è stata una sfida che ha riguardato i continenti, il globo, non una singola regione, una singola provincia o un singolo paese. Quindi
è importante questa... Però, professor Minello, mi scusi se le faccio questa domanda, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, vola sempre questa ora con voi. Ma molte telefonate dicono però l'Unione Europea, sì, ma dovrebbero essere regole uguali per tutti, non che ognuno si faccia le proprie regole essendo in Unione Europea. Cosa ne pensa, professore? No, guardi, allora, l'Unione Europea, le regole europee sono regole per tutti, quelle non sono, diciamo, per un paese o per un altro. Poi all'interno di quelle regole ci sono delle richieste da parte dei singoli stati, diciamo, che vengono valutate a livello europeo e sono richieste a volte di deroga, a volte di proroga e così via, e queste richieste, se adottate, se accettate, allora vengono concesse. Ma le regole sono uguali per tutti. Sì, ma ad esempio Orbán non è che rispetti proprio le regole europee, è stato anche dichiarato, eppure è nell'Unione Europea, però fa quello che vuole, capisce che la gente a casa, cioè non è che siano tutti tecnici e esperti politici, dice ma come questo è Unione Europea, l'Europa gli dice di proseguire un certo percorso e lui fa quello che vuole, e non solo lui ma anche altri. Sentiamo allora cosa ne pensa anche Michele Pozzobon sulle regole, le regole di questo percorso che lei sta facendo, però con le idee molto chiare, crede in quello che lei sta facendo, nel suo lavoro, tanto è vero che è riuscito a diventare imprenditore, ce la sta mettendo tutta, anche se con una grande fatica, perché non è così sempre, ma soprattutto una cosa che voglio che sappia anche il professor Minello, che mi ha detto Michele Pozzobon, poi risponderemo anche a Giusy naturalmente, i giovani non sono ascoltati, noi siamo ascoltati molto poco e sono quelli che dovrebbero fare domande e avere risposte. Prego Pozzobon. Sì, partirei proprio da quest'ultima frase. Sicuramente è faticoso tutti i giorni, è faticoso in generale, perché comunque fare impresa è difficile in qualsiasi posto. In Italia spesso lo è un po' di più, perché di base per i giovani è un po' più difficile fare i primi passi, e quello che devo ammettere, insomma, riscontro spesso è che sostanzialmente c'è poco spazio a questo ascolto, perché di base dalle politiche, dagli uffici tecnici, da tutti quelli che sono i luoghi, anche spesso tornando indietro anche all'interno della famiglia, di base è difficile trovare spazi di ascolto e di dialogo. Quindi la sfida forse è proprio questa, mi viene da pensare, quindi una sorta di sfida che lancio alle persone che possono ascoltarci, perché di base parte anche dalla comunità e dalla vita quotidiana. Crediamo e diamo spazio ai giovani, perché di base sostanzialmente le idee dal punto di vista di creatività, dal punto di vista anche di innovazione, e se vogliamo veramente cambiare il futuro, di sicuro non possiamo guardare indietro, e quindi ascoltiamoli e mettiamoli alla prova, perché spesso sostanzialmente i ragazzi oggi, come quelli che magari incontro anch'io come collaboratori o come, insomma, fasi iniziali del mondo del lavoro, non sono abituati al confronto, cioè sono spesso smarriti, perché purtroppo dalle scuole, dalle famiglie, da anche alcune aziende, devo dire, non li abituano a rischiare, testare, misurarsi, sbagliare, cadere, e rialzarsi. Questo è l'esercizio sicuramente che dobbiamo far fare ai giovani, di più di tutto. Rispondiamo a Giusy, barba, capelli, baffi. Sono d'accordissimo con Giusy. Di base un po' è cresciuta la vanità sicuramente, insomma, tra gli chef, però forse magari lavorano troppo. Quindi dobbiamo ritornare a prenderci il curo. Lo diciamo tra virgolette. Allora, professor Minello, un'altra domanda che volevo farle è questa liquidità. Abbiamo sentito delle banche importanti, sono ricchissime, ecco, i risparmi ci sono, non ci sono perché non riusciamo più a capire, una povertà che aumenta. Io sono andata in vacanza, professor Minello, e ho visto che gli appartamenti dove solitamente trovi le famiglie di media borghesia, anche non proprio quelle che riuscivano a fare qualche giorno di vacanza, tutti chiusi.
non ci sono le famiglie, non se lo possono più permettere. Lei sa che io ho un banco solidale, io ho famiglie per bene con 2 stipendi che non ce la fanno. Abbiamo affitti altissimi o mutui, bollette non ne parliamo, adesso arriva l'inverno, e stipendi molto bassi che non sono in linea con quello che è proprio il costo della vita quotidiana. Prego, professor Minello. Beh, allora questo è un tema che ho affrontato più volte pubblicamente, anche con interviste nelle quali sottolineo l'insostenibilità di quello che è il mercato immobiliare oggi nel nostro paese, ma anche nella nostra provincia. I numeri dicono che negli ultimi 20-30 anni i salari sono rimasti pressoché stabili. Anzi, l'Italia è l'unico paese in Europa dove il salario reale negli ultimi anni è diminuito, quindi considerando l'inflazione è diminuito, e contemporaneamente i valori immobiliari sono cresciuti in media del 30-40%, con punte anche del 100% nelle aree più di pregio, diciamo. Considerate che oggi un immobile il centro storico della nostra città di Treviso ha un valore che con gli stessi soldi tu puoi comprare 5-6 immobili nelle aree più esterne, diciamo, per esempio nella Pedemontana piuttosto che la seconda cerchia urbana. Quindi c'è una grande disparità, e questa grande disparità è il riflesso anche della disparità che c'è stata negli ultimi almeno 10 anni nella distribuzione dei redditi, praticamente, perché, ripeto, la divaricazione che c'è stata è tale per cui tutta quella parte di famiglie che prima avevano un reddito cosiddetto medio, che potevano con un certo numero di mensilità acquistare un immobile, una casa, un appartamento, oggi non riescono più a farlo. E questa forbice tende ad allargarsi, però ripeto, ci sarà il momento in cui il mercato presenterà il conto, perché non è possibile che oggi noi abbiamo valori che sono, attenzione, molto più alti di quelli medi che leggiamo, perché se guardiamo le quotazioni immobiliari in provincia di Treviso, la quotazione media a Treviso è circa 1.700-1.800 euro al metro quadro, che non trovi niente a quella cifra lì, soprattutto nelle aree un po' più, diciamo, più servite, e quindi il valore medio non riflette esattamente come dire, il valore reale. C'è una media tra valori molto distanti, e questo fa sì che in realtà il mercato immobiliare oggi sia un mercato dominato da piccoli, cioè da grandi famiglie, da grandi, diciamo, industriali, i quali acquistano immobili come scelta di portafoglio, in sostanza, e quindi l'immobile viene venduto, viene acquistato, ma non viene abitato, e questo è il problema. Per cui il paradosso è che abbiamo tanti immobili anche acquistati, quindi che sono stati venduti ma che non sono abitati, e d'altra parte abbiamo tante famiglie che oggi non possono acquistare un'abitazione. E poi, attenzione, quando il valore del prezzo al metro quadro di un affitto supera i 10 euro al metro quadro, stiamo parlando di appartamenti in affitto che da 80 a 100 metri quadri tu spendi 1.000 euro circa, e anche di più in taluni casi. Quindi non è sostenibile la situazione. Quindi, il problema è proprio questo, di un scollamento tra la dinamica immobiliare e la dinamica dei redditi. Allora, Cozzobon, questo problema degli affitti che lei conosce benissimo, questa tassazione, ecco, che impedisce anche a voi magari di avere più personale, pagarlo anche meglio, perché sono cifre veramente importanti, pensiamo all'energia elettrica, tutto quello che vi serve. Però così non si può andare avanti. Non è possibile che io non riesco a trovare casa, poi dicono i giovani non si sposano più, non mettono più su famiglia, hanno problemi, non
fanno più figli. Sì, ma bisogna anche capire cosa mi offre il mercato. Non ci sono neppure appartamenti in affitto, non si riesce a trovare niente. Allora c'è qualcosa che lei vorrebbe dire anche per quanto riguarda il suo lavoro, perché pagate delle cifre, almeno io sento che sono incredibili. Se non lavorate è dura, tanti ristoranti addirittura hanno tenuto chiuso quest'estate, dicono perché non trovavano personale. Sarà anche vero, ma anche perché le spese superano quelli che sono veramente i ricavi. Prego. Certo, no, ma il costo fisso generale degli immobili è un po' la voce sempre anche più pericolosa. Intanto confermo un pochino del professor Minello la visione e anche completo, se posso, dal mio punto di vista, che sta cambiando anche un po' il profilo cittadino, no? Quindi anche il target a cui noi poi ci riferiamo dal punto di vista imprenditoriale è molto sensibile a questo aspetto di speculazione immobiliare che non sta portando a veri cittadini, ok? Quindi dobbiamo anche pensare che al di là del piano urbanistico di sviluppo di una città bisognerebbe anche lavorare sul piano e sul profilo di cittadino per la città, perché quello che vediamo noi sostanzialmente è poi sempre di più un impoverimento di persone che vivono gli spazi della città, frequentano gli spazi commerciali e spesso ovviamente chi sta bene, chi ha possibilità di permettersi magari questi appartamenti enormi non ha uno scambio così, diciamo, quotidiano con il bottegaio, con l'artigiano, con le botteghe, che poi sostanzialmente per quanto riguarda anche Treviso sono un patrimonio incredibile. Per quanto riguarda un pochino i giovani, ulteriormente io sono un po' anomalo perché comunque ho 3 figli e sono sposato felicemente anche, insomma. Bravo, avete sentito che bell'esempio questa mattina. Ammetto che quando magari inglobiamo anche persone da fuori, spesso l'appartamento, la camera anche, diventa difficile, perché anche una camera condivisa oggi si aggira sui 500 euro in su, quindi una camera. Obiettivamente com'è possibile riuscire a vivere e anche, diciamo, a risparmiare, perché poi questo è un po' il problema, che oggi un ragazzo non ha la possibilità di risparmiare e farsi una sorta di cassetto per il futuro, quindi è costretto un pochino a rincorrere le scadenze mensili e avere anche una vita, secondo me, forse un po' troppo legata a questo tipo di ansie, no? Quindi la preoccupazione fa parte degli ultimi sempre 10 giorni del mese e fa vivere anche forse non benissimo la vita a questo punto. Allora, parliamo proprio di risparmio e poi rispondiamo anche a Pozzobon, professor Minello, come sta andando questo risparmio? Le famiglie che avevano questi soldi in banca, che non investivano, con quello che è successo con le banche, non si fidavano e non si fidano ancora, io parlo tantissimo, hanno il terrore perché non si sa mai cosa succede. C'era addirittura qualcuno che mi ha chiamato, aveva paura anche delle poste, perché le poste, Mirella, si dice che sono in vendita, cosa sta succedendo, i miei risparmi. C'è questo cittadino che ha il terrore, questo risparmiatore di investire, perché veramente con quello che è successo, professore, non è che possiamo stare tanto allegri, qui dalla sera alla mattina te li portano via senza neanche che ti accorgi, basta vedere cosa riescono a fare con le truffe online. Prego, professor Minello. Allora, la liquidità che c'è oggi è molto legata al fatto che ha due elementi. Il primo è una liquidità in mano comunque a famiglie agiate in generale, le quali spesso hanno creato liquidità da rendite che avevano in precedenza, rendite finanziarie, rendite immobiliari e quindi dalle loro scelte che avevano fatto di investimento. Quindi questa liquidità è molto polarizzata, cioè polarizzata in una fascia alta delle famiglie. Le famiglie di fascia media la liquidità l'hanno vista asciugarsi e le famiglie di fascia medio-bassa hanno avuto un incremento di liquidità minima durante, diciamo, il lockdown, perché i consumi sono stati purtroppo anche impediti, diciamo, e quindi c'è stato un minimo di incremento di liquidità che è stata poi mantenuta dallo Stato grazie al debito, ma che poi è venuta a mancare. Quindi adesso esiste un problema dei risparmi soprattutto per la fascia media e media-bassa, perché
usciamo da un periodo di altissima inflazione, che quindi diminuiva il potere d'acquisto e i salari praticamente per mantenere il tenore di vita dovevano essere integrati dai risparmi. Quindi i risparmi si sono diminuiti. Il secondo elemento è legato al fatto... fermo professore, perché abbiamo una telefonata, poi riprendiamo, devo volare questa mattina. Renato da Chioggia, poi rifiniamo col professor Minello. Vai Renato! Buongiorno signori, Buongiorno. complimenti sempre per la vostra meravigliosa trasmissione. Ecco, mi scuso se ho chiamato, ma questo discorso va introdotto anche a livello, diciamo, centri storici, prezzi alle stelle, B&B a nastro. Tutti diciamo, vogliono mettere a posto Venezia per diciamo, la fuga delle famiglie dal centro storico, mentre tutte le isole vicine, compreso il mio paese, diciamo, compreso tutti i centri storici, stanno facendo come Venezia tutti i centri storici, B&B a nastro, violino all'1:30 della notte, e il poverino che abita sopra, diciamo, dove fanno gli spritz, è costretto a scappare, con conseguente svuotamento delle città storiche per, diciamo, chiamiamole così, periferie. Poi giustamente state parlando delle famiglie che non hanno più la possibilità. Ecco, mi riallaccio alla vostra sempre meravigliosa trasmissione, figli meno figli, perché donna a casa che deve invece lavorare, perché non tutte sono statali o comunali, esistono purtroppo le famose cooperative dove le donne, per fortuna quelle giovani, qualcuna riesce a fare figli, ma non ha l'agevolazione che hanno, ecco, non voglio sempre ripetere le solite parole. Cosa succede? Fanno figli, 600 euro a portarli alla scuola materna, se si va con i redditi ovviamente, ecco, non si riesce a stargli dietro perché una famiglia fa anche il mutuo della casa, 600 euro per il bambino, mutuo della casa, condominio da pagare, perché esiste anche il condominio. Dove volete che andiamo in questa maniera? Grazie Renato, devo chiudere, grazie per le parole, anche ti ringrazio veramente, io cerco di darvi il più possibile dei professionisti seri che parlano al mattino. Allora professor Minello, ho sentito la telefonata, è quello che vedo io al banco, come ho detto prima, persone che anche con 2 stipendi, famiglie non ce la fanno. Prego. Sì, è quello che stavo appunto dicendo prima. L'inflazione ha ridotto il potere d'acquisto, i tassi di interesse che sono aumentati ha ulteriormente ridotto il potere d'acquisto delle famiglie e quindi i risparmi delle famiglie che avevano un tasso variabile, la maggior parte fino a un poco tempo fa. Per cui è evidente che come dire, il contesto in cui viviamo è un contesto che mette in difficoltà tutte quelle famiglie che hanno un reddito da lavoro spesso dipendente e non possono come dire, adeguare il proprio salario rispetto ai costi da sostenere. Questo è un problema che ha colpito una fascia della popolazione. E ben inteso, noi non abbiamo nulla contro diciamo, chi può permettersi una vita diversa e ha risorse diverse, ci mancherebbe altro. Quello che però notiamo è che se il settore pubblico non interviene, soprattutto nelle città, e fa delle scelte precise, per esempio voglio la città turistica, è chiaro che queste scelte compromettono il rapporto, il patto sociale con il cittadino residente, perché come sottolineava il nostro amico prima, spesso nei centri storici residente, diciamo tra virgolette, in senso buono, combatte con chi usa la città in sostanza. Quindi, questo è un tema importante. Il rischio è che residenti nei centri storici siano sempre meno e che invece nei centri storici diventino dei centri di divertimento, di intrattenimento. Però attenzione che l'offerta commerciale nei centri storici che vive col turismo è un'offerta di un certo tipo. Molti altri negozi
e attività sono costrette a chiudere perché non vivono di turismo. Questo è un dato importante e quindi sono scelte che spettano alle amministrazioni in questo caso. Grazie al professor Alessandro Minello, economista, di essere stato con noi. Michele Pozzobon, essendo stato anche intervistato poco perché è arrivato più tardi, speriamo rimanga ancora un pochino con noi. Rimane Pozzobon. Sì. Grazie, e allora andiamo in pubblicità. Grazie professor Minello, buon lavoro. Buongiorno. Vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo da Treviso Stefano Garibbo, responsabile area lavoro Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie Garibbo di essere qui con noi, veramente grazie. Saluto anche da Puda, adesso andiamo in Croazia. Gianmaria Modolo, presidente gruppo Costruzioni Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie anche a lei Modolo di essere qui. Abbiamo un giovane, Michele Pozzobon, in presenza, anche lui un imprenditore invece della ristorazione. Allora io partirei proprio da Modolo in Croazia. Allora Croazia sì, ma adesso c'è anche l'Albania, Modolo, tutti si spostano, noi adesso Albania, Croazia, prezzi impossibili. Com'è la situazione Modolo, cosa sta vedendo? Allora, qua la situazione è buona, sì, i prezzi sono impossibili in questo momento, però insomma si sta sistemando il livello. Io sono in vacanza, non sono qui per lavoro, ma è tutto abbastanza bene, è tutto sotto controllo. Il turista italiano è sempre bene accetto qui. Allora, l'impresa, gli artigiani, questi artigiani che veramente sono stati, guardi che io lo dico sempre, lo dico anche a Garibbo, li ho difesi a spada tratta, la spina dorsale del paese, e sono stati quelli più colpiti. Ecco, forse qualcuno non si rende conto in politica che se perdiamo l'artigiano, ciao, perché è la spina dorsale del paese assieme all'operaio. Cosa ne pensa Modolo? Poi sentiamo anche Garibbo. Beh, senz'altro il tessuto produttivo è fatto proprio per la maggior parte di tutti questi artigiani, e noi cerchiamo di fare il possibile come Confartigianato, fare il possibile per aiutarli a essere sempre efficienti ed efficaci sul mercato. Forse non viene capito all'esterno dall'opinione pubblica, però l'artigiano è una base, sono le fondamenta della nostra economia. Ma più che l'opinione pubblica c'è qualcuno in politica che forse sente ma non ascolta. Infatti ho detto che forse dovevo mandare degli apparecchi acustici, perché veramente sono dei grida di allarme, di dolore. Abbiamo sentito prima con il professor Minello, ecco, la fuga dei nostri giovani perché gli stipendi sono bassi, perché non hanno spazi, non è sempre così facile. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Stefano Garibbo, responsabile area lavoro Confartigianato. Io ho avuto una donna di 50 anni, lo dicevo anche a Michele Pozzobon Garibbo, che non trova lavoro. Aiuto cuoca, pensate, è cameriera, manda curriculum da tutte le parti, poveretta, dopo i 50 anni ha detto noi non esistiamo più. Cosa sta succedendo? Ma è possibile? Allora c'è o non c'è questo lavoro? Questi artigiani, ecco, come possono fare per far capire che hanno bisogno anche loro di forza lavoro? Sono loro che devono insegnare. Perché dico la spina dorsale? Perché questo paese, e specialmente il grande ricco nord-est, ricordiamo, era fatto di questo, di artigiani e operai, quelli che lavoravano. In Italia, Garibbo, paghiamo quei che non fa niente, quei che lavorano li paghiamo. Funziona così? Ma può funzionare. Prego Garibbo. No, intanto buongiorno a tutti e grazie ancora dell'invito alla nostra organizzazione, alla vostra trasmissione, che ci dà l'occasione, sentivo anche negli interventi precedenti, insomma, di parlare in questa fase di lavoro. Tanto alcuni numeri nell'artigianato, noi diamo posti di lavoro nel numero di 45.000, quindi assolutamente esiste ancora la fattispecie del datore di lavoro artigiano e dei dipendenti, giustamente per lo più operai, al 90% sono operai in questi 45.000. Altra forza lavoro che chiede la nostra categoria, Modolo, quella che rappresenta Modolo dell'edilizia, forse è al primo posto per non trovarne. Poi a scalare ne avrei molte altre da dirvi, a partire dalla meccanica di produzione, per non parlare dell'autotrasporto, per non parlare
di tutte insomma, le varie categorie di servizi e di produzione che rappresentiamo. Il problema numero uno è ovviamente la mancanza di candidature di giovani che si vogliono affacciare, o anche meno giovani, non abbiamo nessuna preclusione, che si vogliono affacciare per imparare, se serve, i mestieri che ci servono. Noi proprio questa mattina siamo nella nostra sede, sono in associazione, ho qua sul tavolo delle buone notizie, almeno questa mattina mentre mi parlavate, stiamo trasformando dei contratti di apprendistato duali, cioè dei ragazzi che da studenti nelle scuole professionali, parlo negli IPSI e nei CFP, che purtroppo sono scuole poco pubblicizzate, magari nell'immaginario dei giovani e dei loro magari genitori, sono tutti ragazzi che hanno tasso di occupazione al 100%, questi sono ragazzi che hanno fatto un percorso, ad esempio in questo caso che ho sulla scrivania di autoriparatore, a Zero Branco vive il ragazzo, la scuola è il Turazza di Treviso, ha fatto un anno come dipendente studente, ha preso dei soldi mentre studiava, l'abbiamo ora trasformato a tempo indeterminato e rimarrà quindi in questa officina. Ecco, diciamo che un antidoto, ma ovviamente non può bastare, è quello insomma di aprire sempre di più la possibilità che mentre si studia si esce anche dalla classe per le parti pratiche delle materie che devono imparare, almeno questi ragazzi che hanno scelto percorsi vicini all'artigianato possano venire in azienda come la legislazione consente. Le scuole ci devono aiutare ancora di più, ringraziamo quelle che offrono questa possibilità, ma non sono tutte pur potendolo fare, perché prima sentivo dire di andare all'estero, giustamente sono altri tipi di mestieri rispetto al nostro. Secondo noi il problema numero uno è che ci sono poche occasioni, i ragazzi che vivono magari anche in comuni piccoli non sanno nemmeno le imprese e la qualità di imprese che hanno a chilometro zero. Magari anche se con i comuni abbiamo già un'interlocuzione, riuscissimo a far conoscere, a prescindere dalla scuola, intendo dire, che esistono delle imprese nel proprio territorio, cioè più momenti di contatto ci sono tra i giovani e le nostre imprese, ovviamente nel rispetto di tutte le regole, a partire dalla sicurezza scendere, questo aiuterebbe magari a capire anche quante possibilità di crescita ci sono. Che bella questa cosa che ha detto Garibbo, uscire dalle scuole. Io ieri ho parlato con il responsabile dei chirurghi e soprattutto ho parlato anche con il responsabile dei trapianti di Padova, il quale ha detto abbiamo bisogno di giovani, non andremo più noi nelle scuole, ma saranno le scuole che dovranno portare nei nostri ospedali per vedere come lavoriamo, cosa facciamo. Ha fatto bene Garibbo appunto, la scuola deve aiutare in caso di necessità e di capire questi giovani anche con esempi molto forti, ci mancherebbe, vogliono emozioni forti, perfetto, glieli diamo, non c'è mica problema, non mancano di sicuro, sempre nella massima sicurezza. Allora Michele Pozzobon, come lei ha detto e lo diciamo, forse l'avranno anche sentito sia Garibbo che Modolo, i giovani sono poco ascoltati, non ci ascoltano, non partecipiamo ai tavoli, siamo ascoltati molto poco. Cosa vuole dire dopo aver sentito sia Garibbo che Modolo? No, intanto confermo innanzitutto che anche sulla mia pelle ho vissuto esperienze positive anche di racconto, di incontro in alcuni istituti scolastici, per esempio nelle alberghiere in primis, e anche attraverso FIP poi avevamo fatto un momento di incontro con presidi per creare poi una facilità di integrazione tra scuola e lavoro, che sicuramente è inevitabile. La domanda che mi pongo sempre è effettivamente però quanto comunichiamo poi, quando usciamo da queste testimonianze, cosa rimane di intenzione, di comunicazione vera? Perché è vero, anche io confermo, che spesso quando poi vado a fare degli interventi del genere le persone non conoscono, in primis i ragazzi, come diceva prima il dirigente, veramente non conoscono il territorio, spesso è motivo del fatto che pochi, o forse siamo noi colpevoli come imprese, che non abbiamo un livello di comunicazione così territoriale, o forse anche gli istituti, le associazioni anche, dovrebbero dare maggiore visibilità, perché sostanzialmente l'orgoglio di essere sostanzialmente anche trevigiani, di essere veneti, di essere italiani, si porta e si sviluppa anche sulla testimonianza di casi positivi, di impresa, di dirigenti, di manager. Secondo me questo ogni tanto, cioè ai ragazzi manca anche spesso questa visione di sogno, sostanzialmente una sorta di modello positivo che poi rappresenta uno stimolo quotidiano.
e quindi effettivamente poi quanto le associazioni danno spazio a questo livello di comunicazione. Allora rispondiamo con Garibbo e poi con Modolo. Prego Garibbo. Sì, sicuramente parlo ovviamente per la mia, noi stiamo facendo di tutto perché andando diretta, cioè l'unico luogo dove li possiamo trovare è sempre lì a scuola. Parlo ovviamente degli istituti di riferimento per l'artigianato, che sono i vari IPSIA che ci sono in tutti i grandi centri, Montebelluna, Castelfranco, Vittorio Veneto d'Erzo, Treviso, Conegliano. Su tutti noi abbiamo una collaborazione attiva, sono ragazzi che hanno scelto questi indirizzi e stiamo facendo di tutto. Negli ultimi anni, questo è vero, magari c'è stato un ritardo in anni precedenti in cui magari la manodopera veniva lei a bussare ai cancelli delle aziende, ora questa cosa è totalmente rovesciata, noi dobbiamo muoverci verso di loro, noi lì lo stiamo facendo verso questo tipo di scuole, ovviamente tutti i vari CFP, insomma le varie scuole professionali che controlla la regione del Veneto, l'Epido Rocco, Turazza, e adesso ho detto questi due nomi, ma ce ne sono molti altri con cui noi collaboriamo, sono tutte scuole che noi, avendo indirizzi ovviamente mirati su mestieri artigiani, noi abbiamo assolutamente questa attenzione. Il problema è che il numero di ragazzi che si iscrive a queste scuole è bassissimo, quindi sicuramente abbiamo il dovere di andare a presentarci a quelli che hanno scelto i nostri indirizzi. Come parlava prima l'alberghiero, storicamente ha avuto questa attenzione, diciamo le nostre scuole di riferimento noi le stiamo attenzionando. Il tema è che su 10 ragazzi che si iscrivono dalla terza media alle superiori, quelli che scelgono indirizzi vocazionati alle nostre attività sono nel numero, se esagero, di 1 su 5 se va bene, quindi proprio la platea che è ridotta, calo demografico, si riduce ogni anno di più, quindi il problema è grande. Peraltro noi, sempre per acquisire visibilità, abbiamo ottenuto dalla Regione anche la qualifica di maestro artigiano, che quindi è proprio colui che è capace di insegnare un mestiere ad altri a partire dai giovani. Quindi abbiamo oramai tutti i fattori, diciamo, per una presentazione adeguata delle possibilità che ci sono da noi. Sicuramente è l'impegno che è in questo momento il nostro impegno numero 1. C'è molto da fare, ancora di più, però questa è la direzione. Garibbo, posso dire finalmente, siamo nel 2024, qualcuno ha capito che c'è anche qualcuno che deve insegnare, che l'abbiamo sempre avuto. Nel 2024 finalmente abbiamo il maestro artigiano, che abbiamo dei maestri che tutti ci invidiano, ci vediamo. Quanti ne abbiamo persi purtroppo? Mi viene a mettermi mani nei capelli, ma non importa. Andiamo a vedere il video che fa capire invece questi giovani quanto credono nel proprio lavoro e noi dobbiamo supportarli anche con queste organizzazioni. Andiamo a vedere il video di Michele Pozzobon. Siamo nel capoluogo di provincia trevigiano, qui insomma vicino a Porta San Tommaso, e siamo con Michele, un ragazzo giovane che ha deciso di impegnarsi sulle attività del centro storico, e quindi questo è molto importante, su dei locali da lanciare e appunto da gestire qui a Treviso. Sono Michele Pozzobon, sono titolare di Burici e di altri locali all'interno del centro storico di Treviso. Dopo una serie di anni trascorsi a lavorare come collaboratore e dipendente, sono arrivato nel mondo della ristorazione forse in maniera un po' naturale, quindi mi ha presentato questo preside della scuola Alberini di Treviso, mi ha presentato questo mondo e mi ha iniziato ad un corso serale e mi ha introdotto in una materia che ho scoperto starmi molto a cuore e appassionarmi. Ho iniziato con Burici la mia prima esperienza da imprenditore, ho aperto qui 7 anni fa e da lì ho sfruttato il successo di questo locale per crearmi una serie di esperienze e un modo per approfondire tutti i diversi format possibili per la città di Treviso. Ho utilizzato una grande forza perché Burici rappresenta il soprannome che avevo da piccolino, che mi dava mio nonno, ha un significato molto forte. Ho utilizzato la forza del ricordo positivo per convogliare il massimo dell'energia vicino alla mia, diciamo, impresa. Le persone hanno ascoltato e hanno riconosciuto la verità del mio progetto, la verità della mia, diciamo, professionalità, e mi hanno sicuramente premiato. Da qui una serie di successi e anche insuccessi che mi hanno comunque oggi portato ad essere uno tra i più presenti ristoratori all'interno del centro storico. Tra le 1000 iniziative che abbiamo coinvolto sulla città di Treviso sicuramente possiamo citare dei format molto innovativi
innovativi, tra cui in primis Burici, Tana Libera Tutti, Etto, Chetogo, Mr. Poké, Betulla, Mercato San Tommaso, da qui insomma qualcosa nascerà sicuramente in futuro ancora. Fondo qualche anno fa Serendipity, che è praticamente la possibilità quindi di cambiare il destino delle persone, cambiare il destino delle aziende attraverso la conoscenza, anche spesso in forma inconsapevole. Questo è un significato che cerca di allinearsi al mio approccio di business, e quindi sogno oggi di costruire una struttura, un incubatore che possa realizzare idee della ristorazione innovative, sostenibili e sicuramente anche accoglienti. Il mio futuro sicuramente sarà quello di continuare ad assorbire competenze, migliorarmi, e quello di creare una struttura all'interno del quale tutte queste competenze poi trovano vita e vitalità in relazione con nuovi business, nuove aziende, nuove persone. Il Veneto, la provincia di Treviso, è sicuramente una regione, una provincia molto importante a livello di flussi turistici, e tutta quella parte ristorativa è fondamentale per dare dei servizi a chi oggi viene nei nostri territori anche per mangiare e bere bene. Quindi sicuramente questo è un tassello fondamentale, essenziale per la nostra economia, che si basa anche sul turismo di questa regione, e di conseguenza avere dei giovani volenterosi che si danno da fare e che poi riescono anche a ottenere notevole successo e insomma emergono bene nel nostro territorio, dà soddisfazioni ed è importante. Quindi anche su questo bisogna investire molto e lo faremo. Allora, perché ho fatto vedere questo video di Michele Pozzobon? Perché ci sono due giovani che però credono proprio in questi giovani. Uno è Tommaso Razzolini, che è consigliere regionale, che sta cercando di arrivare politicamente, e l'altro è Michele Pozzobon. Perché assieme? Perché è Tommaso Razzolini che mi ha detto: guarda che ci sono tutti questi giovani, e ne ho tantissimi che vengono in trasmissione, devo dire la verità, che se la stanno mettendo tutta per cercare anche loro un posto al sole, ma ci credono nel proprio lavoro, però sono poco ascoltati. Eccolo qua. Allora, io mi domando e chiedo a Modolo, ecco, lei fa parte sempre del gruppo Costruzione Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Io li ho a 360 gradi questi giovani, perciò in tutti i settori. Non è che non hanno voglia di lavorare, c'è qualcosa che non conoscono, c'è qualcosa che non lega questa catena, c'è questo ufficio del lavoro che non si sa se c'è, se non c'è, in regione non ci arrivano, non sanno. Per fortuna che c'è questo giovane politico consigliere che sta cercando anche lui sta facendo una fatica terribile, perché se esci dal cerchio magico sono dolori dappertutto, perché funziona così: se sei appoggiato politicamente arrivi, se fai parte del cerchio magico se arrivi, se no puoi essere il più bello, il più buono, il più bravo e sei abbandonato a te stesso. Però loro ci credono, hanno bisogno della vostra forza, hanno bisogno del maestro artigiano, hanno bisogno di imparare, di sbagliare, di cadere, ma poi di rialzarsi. E siete voi, e lo dico anche a Garibo, che cercate, anzi avete capito l'importanza di far rialzare questi giovani che sono molto depressi. Prego, Modolo. Grazie. Allora, vorrei dire questo: è vero, ha ragione, noi dobbiamo ascoltare, dobbiamo cercare di farli entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Però il problema è questo: spesso un altro errore che facciamo è il fatto che diamo una percezione forse errata del mondo del lavoro. Chi fa l'artigiano da tanto tempo e persiste in questo ambito è perché ha trovato il proprio talento naturale che gli è stato dato in origine, e instancabilmente tutti i giorni ci prova, insiste, fa finché arriva all'obiettivo. Questi giovani purtroppo hanno tantissima formazione in mano, comunicazione in mano, cioè perché adesso non è più come una volta, adesso abbiamo un terminale tutto il giorno in mano. Tanti vengono da me, non hanno ancora scoperto il proprio talento e perdono tempo inutilmente a fare qualcosa che magari non è nelle loro corde. Altri invece arrivano, passano da me, apprendono competenze
e poi avviano la loro attività e vanno in ambiti dove io neanche non credevo potessero arrivare. Cioè, in senso, noi siamo qua per insegnare. È stato insegnato a noi per forza che sentiamo il dovere di insegnare anche agli altri. Non è questo. Il problema è che spesso i giovani intraprendono strade che magari non hanno analizzato bene all'inizio e non riusciamo a comunicare con loro. Non è vero che a 50 anni si è finiti, a 50 anni si può essere ancora giovani per imparare se si è trovato il talento giusto, e questo è, ci vuole passione per fare il nostro mestiere, perché non sono le poche ore giornaliere e il tanto tempo libero, eccetera eccetera eccetera. Ci vuole passione, intraprendenza e volontà, e si possono sicuramente in questi tempi, con questo mercato che c'è adesso, si possono raccogliere buoni frutti. Credo che il fatto che anche noi imprese storiche non siamo ascoltate quando chiediamo di innovare, di un aiuto per aprire nuovi mercati, anche noi dobbiamo insistere come fanno loro, insomma. Grazie veramente Modulo per queste parole. Anche noi non siamo ascoltati, e questa frase la dice molto lunga. Invece quanto dovrebbero essere ascoltati queste imprese, questi artigiani. Sentiamo Garibo come risponde al nostro Pozzobon, che poi ci lascia. No, l'esperienza che ha tracciato Pozzobon, la filosofia che lui ha introdotto presso il settore è la stessa che anima la vicenda per noi, l'ho detto prima. Quindi uno degli obiettivi principali è parlare, sicuramente non lasciare indietro nessuno dei ragazzi che ha già scelto le scuole di riferimento per lavorare nell'artigianato. Questo è ormai il nostro obiettivo numero uno. Abbiamo il maestro artigiano, abbiamo un riconoscimento ufficiale dalla Regione del Veneto a riguardo, quindi abbiamo tantissimi strumenti. Anche gli strumenti legislativi bisogna dare atto che c'è tutto, quindi adesso è una questione di impegno da parte nostra. Altro dovremmo fare proprio sulla comunicazione esterna, il video che ha fatto lui, ovviamente anche noi abbiamo iniziative simili, ma dobbiamo lavorare sempre di più per convincere magari anche quando i genitori dei ragazzi che sono alle medie, insomma, di valutare anche altri percorsi, altre occasioni per magari scoprire il talento del fare che i loro figli hanno, in un settore che ha garanzie occupazionali assolute, perché in questo momento, ribadisco, nonostante qualche nuvola nera magari solo nel mondo della moda, non abbiamo nessuna problematica. Se avessimo candidati su cui investire lo faremo sicuramente. Chiaro, poi servono anche normative a livello che non ci tarpino un po' le ali, perché tipo quella della patente a crediti che magari parte a ottobre, ecco, di lasciare liberi appunto gli imprenditori di lavorare e di insegnare, di attrarre anche non giovani, come diceva Modulo, perché anche lì abbiamo molti risorse nel PNRR, programmi GOL, cioè c'è tutto anche delle fonti, insomma, nazionali e regionali che sono messe a disposizione per investire anche su meno giovani, per riqualificarli, ma anche tanti stranieri. Insomma, abbiamo anche dei progetti con i richiedenti asilo, cioè tutti i bacini, insomma, di dove può esserci occupazione da valorizzare, da noi sono attenzionati, ecco, questo sicuramente. Allora, mi sollecitano di dire che devo parlare della patente a punti. Se mi lasciano finire la trasmissione forse poi riusciamo a parlare anche di questa, ma manca ancora mezz'ora, perciò c'è qualcuno che si preoccupa inutilmente. Penso di saper fare quello che faccio con i miei ospiti. Detto questo, come ci vuole salutare Pozzobon? Intanto vi ringrazio, ho sentito veramente cose molto intelligenti stamattina e posso dire che mi sono sentito ascoltato, quindi questo è un ringraziamento a te particolarmente, per cui voglio andare a casa a lavorare sostanzialmente un po' consapevole delle cose che ho sentito, e spero di incontrare quanto prima altri giovani come me e tornare qui magari con altre testimonianze. E magari qua fare qualche convegno ed essere ascoltati, sarebbe non solo ascoltare, ma anche essere ascoltati, perché quello che vedo io sono sempre gli addetti ai lavori che parlano. Io sono andata su una scuola Pozzobon, dico anche dove, a Ricatti, hanno fatto una mattinata meravigliosa, tutti addetti ai lavori, tutti professoroni. A un certo punto finalmente una ragazza ha parlato e ha detto: io vorrei essere ascoltata, una.
Allora capite bene che io ho abbracciato questa ragazza, la preside del momento mi brucia perché non era d'accordo, io l'ho abbracciata, l'ho detto brava. Finalmente qualcuno ha voglia di parlare, di essere ascoltato. Detto questo, spero che qualcuno senta. Grazie Pozzobon. Grazie mille. Allora sentiamo su questa patente appunti, guardiamo le immagini di questa patente appunti nei cantieri e la commenta Modolo. Allora andiamo a vedere, Modolo commenta. Prego. Grazie Michele. Modolo, prego, cosa stiamo vedendo? Allora, siamo a un incontro che facciamo nei territori per mettere a conoscenza le imprese che dal 1° di ottobre c'è questa nuova normativa che riguarda le imprese edili e tutte le imprese che entrano in cantiere per fare delle operazioni. Le aziende dovranno iscriversi, portare i loro requisiti, se non hanno completamente i requisiti li dovranno implementare, sempre tramite il loro riferimento sulla sicurezza, sull'assistenza che hanno tuttora, per esempio Confartigianato dà tutti questi servizi e con questa patente il governo ci dà una dotazione di 30 punti nella peggiore delle ipotesi che dovremo portarci avanti nel proseguo delle nostre attività. Nel momento che succede qualcosa in cantiere di errato e la responsabilità ricade sull'imprenditore, gli vengono tolti dei punti fino a un massimo di 15. Quando l'imprenditore ha solo 15 punti dovrà mettere in atto per recuperare i punti. Ancora non sappiamo perfettamente perché la circolare ministeriale non è ancora completa, dovrà mettere in atto un percorso per riqualificare la propria azienda e dotarsi nuovamente di punti. Cosa vuol dire? Che il committente, quando assume l'impresa, riesce a vedere, a capire, il professionista, il committente, chi è che darà il lavoro, riesce a capire se l'impresa è un'impresa sul limite della sicurezza e quindi con pochi punti, oppure è un'impresa virtuosa e gestisce la sua impresa in maniera efficace dal punto di vista della sicurezza. È un'idea discutibile, perché comunque è sempre un balzello e un gioco che si mette all'impresa, però effettivamente vedendolo dal punto di vista della sicurezza, senz'altro dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo impegnarci tutti perché non avvengano le situazioni purtroppo negative tipo infortuni, morti sul cantiere, eccetera, eccetera. Dobbiamo impegnarci al massimo anche con queste cose purtroppo che complicano, ma dobbiamo fare di più perché non succeda quello che è successo nel passato, insomma. Allora, grazie Modolo, molto chiaro, ringrazio perché sono importanti queste immagini che vediamo accompagnate dalle parole di Modolo, ce la stanno mettendo tutta per la sicurezza. Abbiamo un numero di morti sul lavoro che è impressionante da gennaio ad oggi e non si riesce a capire come mai, cosa sta succedendo, eppure sono artigiani che hanno investito, abbiamo sentito anche ieri, eppure succede perché forse i Garibbo sono troppo superficiali questi lavoratori che pensano che a loro non succeda mai niente. Eppure anche questo artigiano sta cercando di fare la massima sicurezza, la patente a punti, vedremo come andrà a finire. Cosa aggiunge Garibbo a quello che ha detto Modolo e continuiamo a vedere le immagini, prego. Sì, Modolo ha chiarito perfettamente e appunto noi siamo disposti anche, pur non condividendo il modello insomma, di questa patente, a raccogliere anche questa sfida se magari ci danno anche, perché per assurdo oggi stiamo parlando e non c'è ancora il portale per richiederla la stragrande maggioranza. Mi auguro tutte le imprese che entrano nei cantieri hanno quei 6 requisiti perché sono proprio il minimo sindacale, per questo noi non capiamo che senso abbia riconfermare in un portale del Ministero del Lavoro diciamo degli standard minimi che per noi sono acquisiti da tempo. Quindi peraltro il portale non c'è ancora, quindi siamo anche all'assurdità. Pensate che sono 17.000 imprese a Treviso perché, come ha detto Modolo, non sono solo
quelle del suo settore, c'è edili in senso stretto, ma anche elettricisti, impiantisti, installatori di infissi, di tutto e di più, insomma chiunque fa una lavorazione in un cantiere, anche se non edile, in senso stretto l'impresa dovrà farlo. Il portale oggi non c'è, quindi siamo anche un po', ci sentiamo anche un po' presi in giro o comunque poco considerati, perché non si può introdurre una legge ad aprile e trovarsi oggi il 5 di settembre con 17.000 imprese che devono pensare a lavorare e a non potergli dare la possibilità di pretendere e ottenere la propria patente. Va bene, questo è un tema. Tornando sulla sicurezza, sì, è anche quello dell'atteggiamento dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti nei cantieri, che è figlio di un tema di cultura. Effettivamente è il punto nodale, perché sugli adempimenti formali oramai sono normative consolidate da anni, hanno più di 30 anni, oramai insomma ci siamo. Effettivamente l'atteggiamento è un tema che nasce però da lontano. Nuovamente torniamo al tema dei giovani, perché se la responsabilizzazione non avviene, ci intendo dire anche a scuola, al di là dei corsi formali sulle fonti di legge, dovrebbero essere fatte delle vicende esperienziali partendo dai giovani, facendogli capire l'importanza del valore della propria salute, della propria incolumità. E questo è un tema che in realtà, tolto qualche scuola che su base volontaria lo fa, non è del tutto obbligatorio ancora, quindi dobbiamo, secondo noi, lavorare anche in quella direzione. Anche i corsi di formazione che si fanno tanto per chi è dipendente, esistono tutta una serie di obblighi formativi che gli imprenditori devono riconoscere ai propri dipendenti, ma anche qui da anni noi come Confartigianato segnaliamo che in questi corsi sono tutti tarati sulla narrazione di fonti normative, di ruoli. Dovremmo riuscire anche con gli strumenti multimediali che ci sono, di cercare di fare esperienze, di simulare situazioni di rischio reali, magari sfruttando anche la tecnologia, l'intelligenza artificiale, le dimensioni 3D e quant'altro, perché chi venga a fare un corso per 2 giornate che non lavora e viene a fare un corso, torni a casa sì con dei concetti normativi, ma anche avendo vissuto delle esperienze di rischio concreto. Purtroppo gli ultimi 2 incidenti che ci sono stati proprio mentre noi andavamo in giro per la provincia a fare questi incontri, molto peraltro con molte presenze, sono capitati altri 2 incidenti proprio nel mondo, diciamo, dei cantieri, con cadute dall'alto. Anche lì poter avere delle situazioni che impattino di più durante il corso sulla catturare l'attenzione, la sensibilità e che lasciano qualcosa dentro di più, insomma, di meri concetti normativi. Oggi la norma è così, è fatta solo, diciamo, di concetti normativi da spiegare ai dipendenti. La parte, diciamo, invece che potrebbe evocare qualche, a nostro avviso come Confartigianato, qualche contenuto emotivo più forte, quindi magari far riflettere un po' di più o anche risimulare situazioni di rischio, ovviamente in situazioni virtuali o di cantiere simulato, potrebbe essere molto più interessante. Sarebbe interessante anche che certi artigiani, certi datori di lavoro revisionassero anche i loro macchinari e devono capire che se qualcosa non va la devono mettere a posto. Non si può scherzare col fuoco, sanno benissimo dove possono parare, poi quando ci cade il morto non ce n'è più nessuno. Il problema è che poi queste famiglie sono con le spalle al muro perché non avranno mai giustizia. Quando perdi un figlio, una persona cara, penso che la giustizia, specialmente qua in Italia, poi non arriva mai. Cioè, ecco, pensano di tutto e di più, ma non a dare giustizia a queste vittime. Io ricordo sempre mamma Battistetti, mamma Michela, e veramente questa famiglia distrutta che non si dà pace per questa morte terribile che poteva essere sicuramente, qualcuno dice, evitata. Detto questo, siccome siamo preparati anche sulla patente a punti, vi porto a Trieste e andiamo a vedere proprio patente a punti edilizia EVA. Andiamo a sentire. Entra in vigore dal 1° ottobre la patente a punti non solo per l'edilizia, ma per tutto il mondo delle costruzioni, inclusi i lavoratori autonomi. È la mossa del governo per contrastare gli incidenti sul lavoro. Ecco quanto rivelato dal direttore generale di Confartigianato Friuli Venezia Giulia Enrico Eva nel salotto di Ring. Il decreto legge dovrebbe essere convertito entro il 2 maggio, ma fonti romane suggeriscono che l'annuncio potrebbe arrivare il 1° maggio in qualità di giornata simbolo per il mondo del lavoro. Quindi dal 1° ottobre le imprese chiamate in causa dovranno essere in regola con la normativa. Dal 1° ottobre le imprese partiranno complessivamente con dei crediti
pari a 30 punti. Ad ogni infortunio che accade alla forza lavoro dell'impresa, inclusi i lavoratori autonomi, parliamo di imprese del settore delle costruzioni, quindi edili, impiantisti elettrici, impiantisti idraulici, seramentisti, cioè tutti quelli che accedono all'area cantiere. Dicevo, man mano che ci sarà, speriamo di no, però un infortunio sul lavoro, la patente a punti appunto serve, ti vengono decurtati i punti che tu hai accumulato. Se scendiamo sotto la soglia dei 15 punti, l'impresa non può più operare. È un po' da stimolo partire da 30, poi se sei sotto i 15 stiamo attenti che comunque l'impresa ha consentito dal decreto legge di completare l'opera, ci mancherebbe che ha in corso, devi farti poi corsi di formazione. Ma ammonisce Eva, difficile che le imprese si adeguino al nuovo sistema entro il 1° ottobre e il direttore di Confartigianato Friuli Venezia Giulia spiega il perché. E per me non riusciamo a farcela entro il 1° ottobre perché? Perché l'ispettorato del lavoro deve rilasciare la patente a punti alle imprese che ne devono fare richiesta depositando tutta una serie di documentazioni. Allora, io ho fatto un rapido conteggio, solo Confartigianato Trieste, che abbiate idea, deve gestire 1000 patenti a credito, quindi io dovrei solamente per le mie imprese, lavoratori autonomi e imprese del settore delle costruzioni, richiedere all'ispettorato del lavoro di Trieste che mi rilasci 1000 patenti a punti, quindi lavorare tutta l'estate per produrre la documentazione e quindi per poi farmi rilasciare dal Ministero la patente a punti per poter poi operare dal 1° ottobre in cantiere. E voi immaginate che ritengo, perché conosco l'organico dell'ispettorato del lavoro, ma non solo di Trieste, anche di quello di Udine, Pordenone e Gorizia, che non saranno minimamente in grado di rilasciare la patente a punti per un numero di imprese che è notevolissimo. Allora, questo servizio era di aprile e lo avevo preparato proprio per far capire che ormai siamo a settembre. Avete sentito cosa ha detto Gianmaria Modolo, non siamo preparati, cosa ha detto Stefano Garibbo. Allora Modolo, ma questo ascolto ci deve essere o no? Ma questi tavoli di concertazione, ma vi ascoltano o c'è qualcuno veramente che pensa a altro? Vediamo in questi giorni di cosa si parla, di amanti, di cose che veramente non stanno né in cielo né in piedi con i problemi che ha il paese, pure tutta l'attenzione là. Cosa dice Modolo? Allora, io penso che la patente a punti era nell'aria già da molti anni, mi sembra che l'inizio era il 2011, quindi parliamo di 13 anni fa. Purtroppo succedono gli eventi come quello di Firenze, come quello della centrale idroelettrica, eccetera, eccetera. Succedono gli eventi e il governo per fare chiaramente dare una risposta a queste situazioni veloce e efficace, legifera e fa delle cose che non sono poi facilmente applicabili. Veniamo ascoltati all'inizio quando chiediamo che ci diano degli strumenti migliori, che cerchiamo di tutelare i nostri collaboratori, le nostre aziende, cerchiamo di avere qualcosa per cui noi possiamo dormire tranquilli alla notte. E invece poi ci arrivano queste cose che sono difficilmente applicabili. In effetti, come è appena stato detto, al 1° ottobre probabilmente mancherà moltissimo, ma non sappiamo che cosa succederà. Noi ci iscriveremo tutti, porteremo i nostri requisiti se sono validi o no, faremo la formazione che serve, però effettivamente non so se gli enti competenti riusciranno a essere funzionali in questo, insomma. Avete sentito cosa ha detto Modolo? Sentiamo Garibbo, prego Garibbo. Sì, no, esatto. Come dicevo prima, rispetto giustamente al vostro servizio con gli amici di Trieste e del Friuli Venezia Giulia era nel momento della legge e insomma da maggio ci avevano detto che a ottobre avremmo dovuto richiedere questa patente e adesso siamo a settembre, come dicevo appunto, siamo oggi è il 6 e non esiste il portale. Magari rispetto a quello che si sapeva a maggio è stato chiarito che non sono gli ispettorati locali, perché anche quello di Treviso ovviamente ha un organico che non sarebbe in grado di gestire le 17.000 patenti che servono per tutta la nostra provincia, perché riguarda anche le ditte senza dipendenti. Sarà un portale nazionale in cui in realtà si faranno 6 flag, abbiamo fatto in questi incontri insieme all'ispettorato, quindi qualche informazione in più l'abbiamo aggiornata,
è abbastanza semplice per certi aspetti la richiesta, non devi allegare documentazione, devi solo dire che sei a posto con i contributi, hai la visura camerale, hai fatto i corsi di sicurezza, sei a posto col pagamento delle tasse, col DURF, hai fatto gli adempimenti di sicurezza. Quindi sono tutte autodichiarazioni, non si allega nulla. Quindi per certi aspetti, diciamo, la domanda è anche semplice se aprissero ovviamente il portale, perché dopo il tema è che se si collegano, se il portale pensano di aprirlo il 30 di settembre, perché chi entra in cantiere primo di ottobre deve aver fatto la domanda, e a questo punto in Italia milioni di aziende, perché il portale sarà unico nazionale nei server del Ministero del Lavoro a Roma, è ovviamente immaginabile che vada in tilt, perché non ho mai sentito nell'esperienza nostra una sorta di click day con numeri del genere che verrebbero a essere movimentati. Quindi la mancanza anche di rispetto a tutto il settore delle costruzioni, del sistema casa, che è comunque trainante per il benessere del territorio, perché ovviamente non sono ditte che lavorano all'estero, queste lavorano tutte qui, danno occupazione tutte qui, creano PIL tutto qui. Almeno il minimo di avere rispetto, se gli si chiede anche un ulteriore balzello, un ulteriore adempimento, perché non possiamo chiamarlo in altro modo, almeno di metterci nelle condizioni di gestirlo in maniera ordinata e rispettosa anche di chi appunto ogni mattina anche insomma è qui che lavora nel territorio e deve anche dal 1° di ottobre pensare a lavorare bene, pensare a non farsi male, pensare, come dicevamo nella fase precedente, a trovare nuovi candidati da formare nel settore. E questa patente, che per i requisiti che ha, insomma, sono abbastanza semplici, non ne capiamo cosa cambia rigiurare delle cose che sono standard minimi per la sicurezza, questo noi non lo cogliamo, ma va bene, facciamo anche questa cosa, però metteteci almeno nelle condizioni di farlo in modo ordinato, oppure che dicano subito che viene prorogato, insomma, però a questo punto tutta l'enfasi che è stata data a questa normativa come risposta, come diceva Modolo, agli infortuni gravi di Firenze e Bologna, ecco, non ha molto senso insomma allora introdurre norme per poi prorogarle e creare agitazione in una categoria che invece non disturba nessuno e anzi crea ricchezza nel territorio ogni mattina. In effetti noi siamo su un paese che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Se noi siamo tornati dal mare non ne verremo mai fuori se qualcuno non si rende conto di fare delle cose più semplici, più veloci e mettere in atto quello che si è deciso di fare. Avete sentito cosa hanno detto? Settembre, portale non c'è, non si apre. Perfetto, allora andiamo con gli immigrati, andiamo a vedere Confartigianato immigrati, poi sentiamo i nostri ospiti. Andiamo a sentire. Vecchi con sempre meno aziende ma più soldi in banca di quanti richiesti dai mutui e con i giovani e soprattutto gli immigrati che se ne vanno verso province più attrattive. È questa la marca secondo i dati raccolti dalla Confartigianato di Asolo e Montebelluna e presentati alla Fornace dell'Innovazione di Pagnano. Basta infatti guardare questi due grafici per rendersi conto che se continua così la nostra provincia è destinata a spopolarsi costantemente negli anni. Colpisce in particolare la curva discendente degli immigrati. La provincia di Treviso assume sostanzialmente lo stesso tipo di andamento dal punto di vista dei residenti della regione, ma negli stranieri è ancora più marcato il calo che c'è stato. Okay? Quindi Big Bang uguale, però decrescita molto rilevante. A spiegare i dati davanti ad una platea soprattutto di sindaci Andrea Faloppa, responsabile della ricerca, che sugli stranieri non esita a dire. I cittadini stranieri non sono un problema per il territorio, ma sono una ricchezza. Perché il nostro tessuto imprenditoriale è soprattutto di microaziende e singole partite IVA e guardando quest'altro grafico si nota chiaramente come manchi la generazione tra i 25 e i 50 anni che ora dovrebbe produrre ricchezza. Se pensiamo a questo dato, pensiamo che la mancanza di imprese su un territorio rappresenta una povertà diffusa per quel territorio. Mentre chi ha già prodotto non solo continua ad oltranza negli anni, ma mette la ricchezza in banca senza che però questa torni sui territori sotto forma di mutui. Ricchezza che abbiamo visto nei dati anche delle banche, dove abbiamo visto delle crescite addirittura del 300% dei depositi nei 20 anni. Ed è proprio sui prestiti alle microimprese che secondo gli artigiani del mandamento di Asolo, Montebelluna e Valdobbiadene bisogna intervenire. Perché le banche del sistema nazionale, in particolare quelle più grosse, non si stanno più interessando del microcredito. Noi in questo anno di aumento dei tassi ci sono le microimprese che stanno arrivando a pagare un 8,36, un 9% e l'andamento è quello di arrivare al 10% per il finanziamento. Condizioni impossibili per permettere a queste imprese di rimanere nel mercato.
Con questi dati dobbiamo partire dal fatto che dobbiamo sostenere le imprese, perché se ci sono le imprese, vivono i territori. Dove muoiono le imprese, muoiono anche i territori. Allora, Modulo, come commentiamo queste imprese? Questo servizio era di gennaio, perché io parto sempre, io faccio la storia per capire poi com'è. Siamo a settembre, cosa ci racconta Modulo dopo aver sentito questo servizio? Sì, è importantissimo quello che è stato detto. Il territorio è dove l'impresa opera e crea ricchezza. Crea ricchezza per sé, per i suoi collaboratori e per il comune dove sta lavorando. Quindi cosa succede? Se un'impresa ha il rubinetto chiuso del credito, per svariati motivi, perché il rating delle imprese è basso, perché tutte tabelle che noi non abbiamo in mano e ce le hanno ce le hanno le banche, l'impresa soffre e invece di crescere, di evolversi e di ampliare il business è costretta a rimanere con le braccia conserte e aspettare un mercato più florido. È chiaro che se l'imprenditore è corretto, è preciso, è come si dice, equo, la banca dovrebbe sforzarsi un po' di più. Questo è chiaro. Non può guardare solo ai grossi player, la banca deve guardare anche a quelle piccole attività. Quello che facevano una volta Modulo, non sono passati esatto, a di luce, una volta era così. Sì, anche attività che sono singole persone, non serve che abbiano anche dipendenti, ma singole persone che mantengono aperti i negozi, che mantengono aperte le attività. Allora c'è flusso, c'è vita, i comuni respirano, riescono a fare welfare, fanno vivere la città e tutto funziona. Altrimenti questo inverno, chiamiamolo inverno demografico, penalizza tutti, insomma. Allora, dove crescono le medie imprese? Il nord-est è l'area d'Italia dove negli ultimi anni si è affermato il maggior numero di aziende capaci di superare la piccola taglia. Diventare grandi però è un'altra storia, specialmente qui da noi. Allora Garibbo, prego. Grandi è una grande, sì, è effettivamente una sfida ulteriore. Già insomma mantenere la dimensione media la stiamo, anche i dati c'era Faloppa in quell'incontro, il nostro segretario Dioderzo che ci aiuta sempre su queste banche dati, e noi abbiamo comunque registrato nel post-Covid un aumento da una media occupazionale dell'artigianato che si attestava intorno ai 3, ci stiamo spostando al 5, il che comunque dimostra. Ovviamente è una media, quindi abbiamo aziende anche da 20-25 dipendenti, pur artigiane, quindi comunque è positivo che ci sia una strutturazione maggiore con più dipendenti e con aziende che tendono di più ad assumere, a strutturarsi, perché poi solo con questi fondamentali messi bene si può accedere al credito. È evidente che la strutturazione dell'impresa, la forza lavoro, alcuni indicatori di questo tipo aiutano ovviamente poi nel dialogo positivo anche per accedere al credito. Per diventare ancora più grandi ovviamente servirebbero anche altre condizioni che non solo le imprese, pur di buona volontà come noi rappresentiamo, sono in grado di realizzare. Servirebbe proprio un'attenzione maggiore probabilmente anche del legislatore, perché certe condizioni per fare impresa siano ancora più agevolate, l'attraibilità dei nostri territori rispetto a giovani, come parlavate all'inizio della trasmissione, come parlavamo in quel servizio a gennaio nella nostra sede ad Asola, alla Fornace, cioè effettivamente abbiamo anche una bassa, a differenza degli altri grandi territori con cui competiamo, Lombardia, Emilia, magari appunto il Veneto sappiamo attrae meno giovani in quella fascia che a noi serve, di quanto gli stranieri anche magari quando sono oramai la seconda generazione qui hanno le stesse problematiche delle famiglie italiane, quindi magari i figli sono meno e una serie di fattori, quindi servono delle condizioni anche che vanno oltre le possibilità che gli imprenditori hanno di competere sul mercato, ma sono condizioni generali di sistema e quindi un'attenzione maggiore del legislatore a creare normative, a pensare nelle risorse di cui si dispone, insomma, ad aiutare chi fa impresa in ogni modo, chi fa impresa nel territorio, chi mantiene la ricchezza qui e in cambio noi accettiamo patenti, accettiamo tutto, purché questo scambio però sia
sia nella direzione per cui le imprese possano continuare a stare meglio di quanto non fosse prima. Allora, noi abbiamo pochi giovani, ma perché non ci sono, cioè non è che non hanno voglia, proprio non ci sono. Abbiamo molti giovani nelle carceri, Garibo, Modolo, specialmente anche nei carceri minorili. Io mi domando se non è il caso di iniziare a vedere se proprio non c'è la possibilità di far lavorare questi ragazzi, che stanno cercando in tutte le maniere di dire che non ce la fanno più a stare dentro su questi posti. Però tutto tace, tutti stanno zitti. Perché? Perché sono temi troppo delicati, sono delinquenti, sono spacciatori, ne hanno fatto di tutti i colori. Non è vero, non è assolutamente vero. Io sono convinta che sono ragazzi che hanno sbagliato strada, molte volte con delle storie pazzesche alle spalle, che voi non immaginate neppure. Eppure c'è sempre questa burocrazia, questo impedimento che non riesci a far sì che questi ragazzi, proprio grazie al lavoro, allo sport, rientrino nella società. Sto parlando di ragazzi 13, 14, 16, 17, eppure non si vuole far lavorare. Parliamo di immigrati, io vado a trovarli, Garibo, Modolo, e sa cosa mi dicono questi ragazzi chiusi su dei recinti di cemento? Fammi lavorare. Io dico, cosa sai fare? L'agricoltore, elettricità, perché loro si spiegano. Certo non sanno lavorare con i nostri strumenti, non li hanno, arrivano coi barconi molte volte, però non li facciamo lavorare. Paghiamo queste associazioni, queste cooperative e loro sono là dentro. Non le sembra, chiedo anche a Modolo, visto che non abbiamo più giovani, non li abbiamo proprio, in attesa che gli altri crescono, abbiamo bisogno di dare forza lavoro a queste imprese? Cosa ne pensa Modolo? Certo, sono d'accordo con lei e posso anche portare un esempio. È da 6 anni che ho la fortuna di avere un collaboratore che è arrivato appunto col barcone nel 2015. Mi è arrivato in cantiere e con una stretta di mano ho capito le sue intenzioni, perché tante volte solo fisicamente si riesce già a capire il tono della persona, e quindi questo mio collaboratore da 6 anni è da me, è un pilastro dell'azienda, è insostituibile per le qualità che ha. E proprio come dicevo prima, spesso questi ragazzi sbagliano, fanno degli errori che poi li portano su strade sbagliate, eccetera, eccetera. Fanno degli errori quando si iscrivono a una scuola che magari non pensavano fosse un'altra cosa, e non guardano dentro se stessi il loro talento. Cioè, il talento cos'è? È quell'abilità che hai che non ti fa sentire la fatica, non ti fa sentire il sacrificio, non ti fa sentire quello che perdi. Per esempio, mi viene in mente chi lavora, come abbiamo visto prima, in un'attività come un bar, come un'attività di ristorazione, eccetera, vede le altre persone che festeggiano e lui è lì al lavoro. Se in quel momento che è lì al lavoro sta soffrendo perché vede gli altri che stanno festeggiando, vuol dire che non ha la passione per fare quel lavoro. Quindi non sta mettendo la sua carriera nella strada giusta. Sentiamo Garibo, perché sono in chiusura, ma penso di aver parlato di tutto e di più. Prego Garibo, sentiamo come concludiamo dopo quello che ho detto. Sì, intanto grazie per lo stimolo che ha introdotto. Porto un esempio concreto, parlo per gli stranieri soprattutto, richiedenti asilo in particolare, quelli che lei diceva ha intervistato dietro i cancelli e gli stabilimenti dove sono con le cooperative e tutto quanto. Noi abbiamo un progetto in piedi e abbiamo 50 ragazzi proprio qui a fine settembre insieme agli amici di Confindustria, alla Camera di Commercio e al Centro per l'Impiego Veneto Lavoro, perché finalmente, grazie anche alla volontà del Presidente Pozza della Camera di Commercio, abbiamo detto proviamoci davvero, e avendone profilati in un 120, 50 ragazzi giovanissimi, come lei diceva, tra i 19 e i 24 anni, ovviamente dai paesi più in difficoltà, Senegal, piuttosto che Bangladesh e altri, insomma sappiamo da dove vengono quelli che sono richiedenti asilo, tutti
abbiamo adesso la possibilità di un corso di riqualificazione, alcuni andranno nell'alimentazione, altri nella logistica, altri nella meccanica di produzione, quindi si può fare. Il paradosso, diciamo da tecnico magari, è che nel momento in cui noi riusciremo a dargli un'occupazione, perché sicuramente sarà così, questi sono molto motivati e ce la fanno, avranno un reddito tale per cui loro non possono più rimanere negli hub dove sono oggi ospitati per dormire in qualità di richiedenti asilo. E quindi poi si pone il problema dell'alloggio, quindi purtroppo siamo in un contocircuito tutto nostro, per cui anche dove c'è la buona volontà di un'impresa di dare, ovviamente parlo occupazione in regola, corsi di sicurezza, tutto quanto, li mette fuori dalle condizioni di reddito dandogli una RAL da 16.000, 20.000 euro annui o anche di più, li mette nelle condizioni per cui loro non possono più continuare a essere ospitati negli hub dove sono oggi. Questa è una cosa veramente non logica e che crea un controcircuito, perché se un imprenditore vuole investirci seriamente deve anche poi, e questo poi non viene detto e noi facciamo anche questo, prendersi cura del suo problema alloggiativo. Questa è un'altra cosa, e so che i nostri molti imprenditori ovviamente non li ferma certo una legge e gli risolvono anche quel problema, però non è che siamo tutti tenuti nel mondo dell'impresa a fare opere di volontariato, oltre le occasioni di lavoro che già tentiamo con difficoltà di offrire. Garibo, si ricorda i grandi industriali di una volta con la quinta elementare che sono diventati capitani di industria? Purtroppo ne abbiamo perso molti. Facevano la fabbrica e a fianco alla fabbrica costruivano le case per gli operai. Ecco, forse se cominciamo a imparare magari qualche yacht in meno e qualche magari palazzo in meno, come abbiamo detto prima, anche tenuto chiuso perché tanto non ci andrò mai, forse riusciremo a capire che queste persone hanno tutto il diritto di vivere una vita dignitosa. Il lavoro, ho il diritto anche a una casa. Una volta facevano questo, perché? Perché avevano la quinta elementare. Venivano dal niente e sapevano cosa c'era necessario, cosa era necessario. Avere l'operaio con la sua casa vicino alla fabbrica. O sbaglio, Garibo? Vede che forse delle volte copiare qualcosa della nostra storia che ci ha fatto diventare grandi. Eravamo la quarta potenza mondiale grazie a queste figure che vi ho detto, Adesso guardate dove siamo con le grandi figure. Detto questo, vi ringrazio tantissimo, grazie a Stefano Garibo, responsabile area lavoro Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, grazie a Gianmaria Modolo, presidente gruppo costruzione Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, collegato con noi dalla Croazia. Che tempo fa, Modolo? Qua c'è il sole. Allora, meglio di così. Grazie, pubblicità. Grazie a voi, grazie a voi.
E dopo aver parlato di lavoratori, di lavoratrici, soprattutto parliamo di questa figura femminile, ancora una volta massacrata, ancora una volta non ascoltata, tanti codici, tante panchine, ma se non c'è il dopo panchina e vado oltre sto codice rosso, noi continueremo a trovarle morte. Questa è la verità. Sono foto che fanno veramente riflettere, specialmente quelle che le ha fatte, che è la nostra Ester Stella Carbonetti, fotografa alchemica del femminile sacro. Adesso ci spiegherà. Grazie Ester di essere qui con noi. Grazie. Saluto anche Paola Volpato, collegata con noi da Caorle, artista, anche lei una figura femminile che sta cercando di portare avanti questa creatura che non sa più come fare per essere protetta in nessun campo, perché anche nel lavoro siamo ancora a livelli molto bassi, parità di stipendi ancora zero, non c'è niente da fare. Allora partiamo con Ester Stella Carbonetti. Perché queste foto, Ester? Perché queste foto? Perché partendo da un periodo della mia vita di difficoltà in cui mi sono dovuta guardare un po' allo specchio profondamente, in realtà ho usato la fotografia come mezzo, mi sono resa conto di quanta insicurezza c'era in me, quanta paura c'era in me, quanti condizionamenti mi portavano ad agire o ad essere una donna che non ero in realtà, ma che svolgevo un po', come dire, ero qua per soddisfare le aspettative di tutto quello che era il mio entourage familiare e non solo, anche lavorativo. E, quindi mi sono resa conto che c'era tanto da scoprire di me stessa e portare fuori. Perché farlo? Perché altrimenti è una vita di sofferenza e anche di menzogna, se ci pensiamo da un certo punto di vista. Io incontro donne da 15 anni e con ognuna di loro mi trovo ad ascoltare storie che mi ricordano anche il mio inizio, no? Quindi di grande insoddisfazione. Poi sì, vista dall'esterno, il lavoro, i figli, il punto è che noi non abbiamo ancora la consapevolezza, e questa per me è la parola chiave, di quanto siamo anche noi un po' vittime di questo mondo di condizionamenti, no? Però finché non li vediamo noi non li possiamo sciogliere. Finché io non capisco che quando vengo qui, per esempio, dico ok, come ci si veste per andare in TV, adesso banalmente, no? Stamattina ci ho pensato, perché poi l'abitudine rimane, no? E mi sono detta, Ester, tu devi essere te stessa, quindi oggi come ti saresti vestita a prescindere? Questo è un esempio molto banale, ma per semplificare, per far capire come quando entriamo nel ruolo di moglie, di lavoratrice, di figlia, pensiamo di dover fare delle cose perché gli altri possono guardarci e dirci brava, sei ok. Questa cosa non dico che sia solo un aspetto, una caratteristica femminile, però noi ne siamo tanto vittime, perché poi se guardiamo il sociale la donna è molto oggettivizzata, è molto, come dire, deve essere perfetta, deve avere determinati canoni anche a livello lavorativo, deve dimostrare di essere abile e capace tanto quanto un uomo. Però mi rendo conto che siamo noi stesse le prime a dubitare di questa nostra capacità. Quindi quello che io faccio con la fotografia, ma quello è solo un aspetto, ma con i percorsi, adesso un percorso che parte a breve che si chiama Essenza, manifesta il potere che è in te, è proprio questo, cioè quello di ricordare alle donne il potere che c'è dentro di noi, dentro ognuna di noi, e che noi abbiamo il compito di liberare da tutto questo miscuglio di aspettative, di condizionamenti, di paure che ci impediscono di andare nel mondo e dire io sono così, sono fatta così, ho questi talenti, soprattutto ho questi talenti, quindi me li riconosco e li porto fuori, con la fiducia che poi comunque arrivano dove devono arrivare. E abbiamo tutti, a mio avviso, e non solo a mio avviso, un compito in questa vita che non è appunto quello di soddisfare le cose e i desideri degli altri, no? Ma è quello di renderci conto del perché siamo qui, cosa portiamo di unico e irripetibile e quanto lo stiamo facendo realmente nella nostra vita. Allora Ester, non a caso non ci siamo telefonate, ma abbiamo due colori, sì, il giallo e il verde. Verde speranza, giallo luce, sole. Paola Volpato, cos'è il verde e il giallo nei colori? Bello. Ecco, questi colori meravigliosi che abbiamo gli occhi alle spalle, fatalità, sì, ecco, che ci fanno sorridere, usciamo felici perché siamo colorate. Il buio ci deprime, non c'è niente da fare. Una donna vestita di nero sarà anche bella ma è triste, non c'è niente da fare, io la vedo così. Paola Volpato, cosa ci dice?
Buongiorno intanto, salve a tutti. Dunque, giallo, il sole, no? E il verde, gli alberi per me. Io vedo sempre alberi dappertutto e sono tra le poche persone che quando camminano guardano le erbe piuttosto che guardare le cose che sono le persone, i muretti, le case, gli edifici, gli animali. Vedo prima di tutto le erbe, le erbette selvatiche, gli alberi soprattutto mi incantano tantissimo, sempre di più. E scopro quanto sono sempre meno gli alberi invece, quanto diminuiscono ogni giorno. Vedo che passando per esempio da un anno all'altro nelle varie città anche di mare o anche di montagna o anche le nostre dove viviamo, vengono tolti sì. E invece bisognerebbe togliere il cemento e lasciare spazio agli alberi, perché loro respirano. Perché vengono tolti? Perché deformano il marciapiede, l'ingresso e tolgono, forse potrebbero essere forse pericoli di inciampo, ma siamo noi che stiamo invadendo lo spazio della natura e non viceversa. Dobbiamo capire che siamo piccoli e che se togliamo continuamente gli alberi noi moriremo. Allora, Paola Volpato, poi lo chiederò anche a Ester Stella Carbonetti. Voi siete artiste, perciò con una certa sensibilità, una sensibilità che mi accomuna fotografia, ecco, questa artista del colore, del quadro, scultura, pittura, ne abbiamo dappertutto queste donne meravigliose. Come vedete voi la figura femminile in questo momento? Perché i femminicidi fanno molto pensare, eppure questi amori tossici che molte donne non riescono a capire che fa male, può portarti alla disperazione, può negarti la vita. Tu lo sai perché non è che non lo sappiano, sanno che stanno rischiando, però questa unione è più forte di loro. Perché? Perché ho i figli, perché dove vado, perché le stesse famiglie o familiari dicono ma dove vai, pensa ai tuoi figli, vicini, perché guardate che siamo nei paesi, anche c'è un profondo nord, inutile, c'è il profondo sud ma c'è anche il profondo nord, la paura che ha ancora questa donna. E perché ha paura? Vi siete pensati? Perché non è protetta, non si sente protetta, sa che se fa la denuncia bisogna vedere come andrà questa denuncia. Viene portata via dalla sua casa con i suoi figli, mentre la casa rimane a quello che l'ha violentata, che l'ha stuprata, che l'ha umiliata. Deve crearsi una nuova identità. Ma stiamo scherzando? È lei che deve rimanere, io continuo a dire. Spero di avere anche il vostro supporto, che è l'uomo che deve essere portato via e non la donna, che si può mettere in protezione anche se rimane nella propria casa. Tante cose non funzionano. Cos'è la figura femminile che voi cercate di valorizzare? Paola, poi sentiamo anche Ester. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Ester prima, ha detto delle cose molto molto belle e che condivido, cioè la capacità di riconoscere la propria forza è fondamentale. Questo ti dà un altro approccio agli altri e al mondo. Ed è il punto di partenza, secondo me, per avere più forza anche nell'autodifesa, nell'autoconsapevolezza. Ci sono molte donne che si sentono molto aggredite, ma probabilmente dovrebbero anche acquisire il senso di essere forti e non deboli, cioè crederci di essere forti, e questo dà molta forza. È incredibile, però già ti pone con un atteggiamento visivo, visuale, di approccio verso il mondo. Io mi ricordo quando ho fatto un pochino di danza classica con la eroica Luciana De Tonti, diceva: quando camminate aprite il petto verso fuori, affrontate il mondo, respirate la vita. È un approccio che molte donne, molte persone direi, non hanno. Cioè questo fatto di esserci, di essere presenti e di godere anche delle cose del mondo. Questo secondo me già dà molta forza. E poi il discorso delle donne uccise invece è un discorso che sappiamo che è terribile. Io ne ho avuto modo di parlare anche con te, Mirella, sul discorso che parte già dai testi biblici, ancora prima. C'è questa visione che prima non era così arcaicamente delle donne, ma è diventato per religione, per questo modo di porre l'aspetto della donna come succube dell'uomo, come servitrice dell'uomo, come peccatrice, quella che mangia la mela, che poi la mela è simbolo di... Poi non era una mela, ma non fu frutto, era un simbolo di conoscenza, quindi non si capisce perché debba essere accusata di voler conoscere, no? Tutte queste
queste sovrastrutture che hanno per millenni accusato le donne di essere negative rispetto alla vita, mentre sono quelle che la creano, hanno imbastardito tutte quante le relazioni umane. E credo che questo non sia una cosa secondaria, c'è ancora e la stiamo ancora pagando. Eva peccatrice, noi lasciamo così, purtroppo già come nasciamo siamo già peccatrici, questa la dice lunga sul percorso che continuiamo a fare tutte, perché bene o male ce la giochiamo tutte assieme, perché non ci crediamo, facciamo fatica anche a votare le donne, poi quelle che ci rappresentano magari non sono quelle che vorremmo, però abbiamo sbagliato un po' tutti i conti anche noi. Ecco, intanto mi fa piacere che vi siate conosciute se non vi conoscevate, perché penso che siete molto simili. Ecco, in vari punti. Esther, Stella, come commenti le parole di Paola Volpato? Beh, allora, veramente l'hai appena detto, Paola, abbiamo delle cose in comune, quindi esattamente come diceva lei, no? Noi nasciamo già con questa idea che dobbiamo redimere un peccato, quindi partiamo deficitarie, e da qui appunto questo bisogno di recuperare, di dimostrare, di sentirci adeguate, no? Il punto è proprio questo, quello che io sto facendo nel mio lavoro di fotografia con i percorsi è quello di ricordare alle donne proprio questa forza, perché noi ci dimentichiamo, per esempio, che anche durante i periodi di crisi, di guerra, gli uomini andavano sì sul fronte, ma a casa c'era qualcuna che si sobbarcava tutta una serie di responsabilità e aveva una forza che ci siamo dimenticate. Io se penso anche semplicemente a mia nonna, quindi senza andare tanto indietro, e se penso ai periodi bui che ha vissuto, superato, con grande coraggio, ma anche con grandissima sofferenza e anche con grandissima solitudine. Allora, io parto da quella che è la mia esperienza, mia personale, con le donne che ho incontrato e che incontro, per ricordarci questo potere, questa forza, e questa forza nasce dal nostro quotidiano, quindi non può essere delegato a qualcuno dall'esterno che ci deve salvare, ci deve proteggere, perché altrimenti siamo fritte, non so se mi spiego. Proprio fritte. Fritte, quindi è inutile pensare per esempio che una donna che va in politica allora ci salverà, non è assolutamente detto, perché anche lì ci sono degli schemi di aspettative, di bisogni, eccetera. Noi non ci rendiamo conto di quanto attiriamo anche determinate situazioni, cioè una donna che pensa di meritare botte le prenderà, perché quella è la misura che si è data e il suo livello di amore di se stessa. Fa molta fatica, il punto è che si fa proprio fatica, che quella cosa non è amore, non può essere chiamato amore, ma è una situazione dove ci si ritrova dentro in qualche misura, sicuramente a livello inconsapevole, perché altrimenti ci sono donne che alle prime avvisaglie tagliano la corda e chi invece rimane lì e rimane lì e rimane lì. Non è solo una questione di non sentirsi protette, su questo è vero, perché ho esperienze di donne che sono andate a fare denuncia per molestie e non si sono trovate assolutamente protette. Il punto è che se io da me imparo che cos'è bene per me e che cosa non è bene per me, io rifuggo quello che non è bene per me. Subito non ci sto un secondo in più. Però Esther, bisogna anche capire che hai la fortuna anche di nascere con questa forza. Non sei fragile, sei una donna forte, però il percorso della tua vita poi ti porta anche a diventare fragile. È il percorso che tu scegli, dove sei nata, l'educazione, la famiglia e il marito magari che non è quello che pensavi, il compagno, i figli. Paola, cosa vuoi dire? Il percorso così difficile che intraprende una donna, prego. È vero quello che dici, Mirella. In effetti, il problema è che ci sono tutti questi ostacoli, non ultimo la dipendenza economica, perché se una donna non lavora, e una volta c'era il problema che le donne facevano tanti figli e non potevano. Io avevo fatto, quando ero più giovane, una inchiesta nelle fabbriche di tutta la provincia di Venezia, da cui risultava che l'80% delle donne lasciava il lavoro nel momento che stava incinta o che aspettava un figlio, perché non c'erano alternative. Parliamo degli anni 60, 70 e anche un po' 80, dove è cominciato un po' a cambiare. Quindi c'è un legame molto forte tra quella che è la maternità e il trovare dei supporti, perché se uno non ha la madre, la suocera o degli amici, eccetera, o delle babysitter, un reddito che le consenta, non può stare a casa, non può non stare a casa dal lavoro, perché questo è un problema. Ecco,
Inoltre, quando poi sta a casa dal lavoro, questo significa che ci sono delle dipendenze economiche dal marito. Questa dipendenza economica dal marito, l'affetto con i figli, i legami che si creano all'interno della famiglia, creano tutta una rete, diciamo, una rete di ragno che chiude un po' la donna dentro certe determinate situazioni e comportamenti. Questo diventa un problema, poi quando i figli crescono e si escono dalla famiglia lei resta vincolata al fatto che comunque non ha un reddito, e questo è sicuramente importante. L'ho già detto 2 volte e lo ripeterei all'infinito: finché una donna non ha un reddito, io spero di dirlo anche 100 volte, è importante che qualcuno riesca a capire che dobbiamo fare dei passi avanti, perché siamo completamente fermi. Noi abbiamo associazioni, ascolti, telefoni, i femminicidi sono aumentati in maniera incredibile. C'è qualcosa che non mi torna, c'è qualcosa che non mi torna. Allora Paola, andiamo a vedere i bellissimi quadri di questa artista anche molto tosta, la sentite quando parla, le idee chiare, come quando si esprime con la pittura. Andiamo a vedere. Ecco Paola, commentiamo allora, prego. Questo è un quadro che è 6,5 metri e che riguarda la situazione delle donne. A partire da, vedi, c'è questa che è la famosissima che ha dato il via alla Francaviola, che ha dato il via al movimento delle donne, che lei ha rifiutato il matrimonio d'onore. Questa invece è la mia nipotina sull'albero che guarda questa coppia appassionata, si chiede, in cui lei si abbandona a lui, no? C'è un punto di domanda. Sulla destra poi c'è una figura di una persona, ecco, questa è la Maya. Sotto invece c'è la figura della nera che reggerà il mondo come dei panni sporchi praticamente nel futuro, perché spetterà loro portare avanti il mondo. Questa invece, questa piccola bambina che è in bilico tra il mondo e il bosco. Aspettate prima di cambiare, dico alla regia, se no è troppo veloce, non riusciamo a capire il quadro. Piano andiamo a vedere quelli che andiamo, ma andiamo a vederli. Prego Paola. Allora, questo è un trittico che è di Le donne e guerra. Abbiamo nella sinistra tutta una situazione di un bosco, come ce lo raffiguravano da bambini nelle tovaglie di bosco, con gli uccellini, con i canarini, con i cerbiatti, no? Io me lo ricordo, queste cose antiche di bambina, dove invece in mezzo, in questo nero, si vedono le donne uccise. Qui invece dietro si vede nel fondo, tutto lavorato in oro, in rilievo, una figurazione di soldati, di uomini bellissimi che si stanno uccidendo, che combattono con le spade davanti. Allora andiamo a vedere anche prima, vediamo se riusciamo a tornare indietro il quadro col gatto nero. Paola, voglio vedere, però prima vorrei sentire Maria Grazia da Bovolenta, mi sembra che ha chiamato, se no cade la linea. Vai Paola, vai Maria, Bovolone. Bovolone, ecco, Bovolone, vai Maria Grazia. Allora, ti dico una cosa che mi è appena successa. Sono uscita ieri dall'ospedale perché mi hanno operato a un'ernia inguinale. Sono da sola, ho 75 anni, mio figlio è stato qua anche stanotte a dormire. Ho chiamato il medico perché non ho il medico fisso. Ho dovuto chiamare quelli di Villa Fontana. Ho trovato una dottoressa che mi ha detto per leggere le carte, per fare le impegnative, lei non è il servizio taxi. E allora ho detto: cosa devo fare, dottoressa? Io sono in carrozzina, come faccio a venire lì? Mi ha detto che invece di andare a lavorare al quarto al mio figlio ci vada alle 8 e che porti le carte. Maria Grazia, poi ti chiamo, lasciami il numero che vediamo se posso aiutarti in qualche maniera, perché queste persone vanno supportate, non c'è niente da fare. Io se chiamano io le devo supportare ed è così. Allora vediamo se riusciamo, dai il numero giusto, mi raccomando, perché molte volte sbagliate i numeri, poi vedrete, perché si emozionano e poi non riescono a dare i numeri di telefono esatti o corretti. Allora vediamo se riusciamo a vedere il gatto nero. Allora, vabbè, intanto Paola, ecco, questi colori importanti. A me è piaciuta questa bambina dall'alto che guarda questa coppia.
E sai cosa ho visto, Paola? Ho visto questa visione, guarda questa, una sveglia mia, inizia ancora, cioè come li vedesse con occhi da adulta. Ecco, io ho visto il quadro così, Paola. Esatto, la bambina sta guardando con un senso di grande punto di domanda, no? Cioè, perché io appunto in questo amore e passione, adesso non è questo quadro, è quell'altro. Sì, quello prima. Sì, quello prima. Quello prima, sì, vediamo se torniamo un po' indietro. Vediamo la regia se riesce. Un grande punto di domanda rispetto a questo amore e passione, no? In cui c'è questa passione che poi spesso va a finire in negativo, perché gli amori di certo tipo, insomma, finiscono sempre male, specialmente nelle opere, cioè ci sono sempre le donne che muoiono, è vero, in tutte le opere più famose. Purtroppo, ma anche come diceva Vicini, Paola Verdi, prima, Ester sì. Stella Carbonetti, questa nonna che ha passato la guerra, magari che hanno fatto, eppure nei libri di storia si vede sempre gli eroi, ma le donne sono poco raffigurate, non conosciamo neppure i loro nomi perché nessuno li ha scritti, purtroppo. Qualcosa è uscito, ma proprio con grande fatica, per capire che durante la guerra c'erano queste eroine, nel vero senso della parola, che rischiavano la vita tutti i giorni per salvare i loro uomini, e le altre queste erano le eroine, però non ci siamo nei libri, non sappiamo neanche chi sono stati, pochissimi nomi. Ester, anche qua la foto, la fotografia, quanto aiuta a vedere invece che ci sono anche le donne che hanno fatto questi percorsi? Quanto è importante la fotografia, le foto che abbiamo per capire che c'erano? Prego. Allora, diciamo che per quella che è la mia esperienza non è tanto una fotografia da mostrare a livello sociale, o meglio, perché se andiamo a vedere adesso come adesso, la fotografia, soprattutto con i social, è diventato un mezzo per mostrare qualcosa che non siamo più, ok? Perché anche lì c'è tutto questo gioco sull'immagine, l'oggettivizzazione, soprattutto con gli adolescenti, è un tema per me molto forte, molto delicato, soprattutto con le ragazzine, le bambine, le ragazzine. Quindi la fotografia, per come la vedo io, per come io l'ho vissuta, prima che sono passate le foto, che tra l'altro foto anche un po' vecchie, insomma, comunque, mentre le guardavo io pensavo alla donna che c'era, quindi alla storia che ogni singola donna mi ha condiviso. E questo è il mezzo, è il senso con cui io uso l'immagine, la fotografia, perché è un'auto-osservazione. Una cosa di cui io sono diventata assolutamente certa a questo punto è che parlo sempre al femminile, ma non escludo gli uomini, questo ci tengo a dirlo, ma non siamo in grado di guardarci indietro e di ricordarci di tutte le prove che abbiamo superato, di tutte le abilità che abbiamo tirato fuori, di tutto il coraggio, di tutta la forza. Facciamo veramente tanta fatica, come se quello che abbiamo fatto non valesse niente. Quando io incontro queste donne in questi set fotografici, questi incontri fotografici, che ho chiamato alchemica, fotografia alchemica, perché è trasformativa, cioè non è solo guardo una foto e dico ah sì, bella, mi piace o non mi piace, ma è vedere la connessione che c'è tra la donna e la sua immagine, dove vengono fuori la paura, il condizionamento, vedo i difetti, poi guarda caso, e non è un caso, partendo dalla foto tutte arrivano a parlare della loro storia personale, e nella loro storia personale c'è la solitudine, c'è la tristezza, c'è la sfiducia, c'è la paura di non essere adeguate, c'è un cattivo rapporto con il proprio corpo, quindi un giudizio altissimo sulle nostre imperfezioni. Ma quella è la base, cioè se io ogni giorno interiormente ho un dialogo con me stessa che non hai fatto bene, non sei stata capace, non ce la fai, e anche tra l'altro mi aggancio a quel quadro molto interessante della bambina. Se mi permetti, Paola, do il tuo numero e la mail alla Ester dopo. Allora, il quadro di quella bambina dice tantissimo, perché guarda caso è una bambina, non è un bambino, una bambina che guarda cosa? Una coppia. Cosa vede in quella coppia? L'informazione che noi abbiamo ricevuto e riceviamo, noi donne, è che noi presto o tardi dobbiamo avere una coppia, dobbiamo stare in coppia, dobbiamo avere una famiglia, perché anche questo è un condizionamento. Devo chiudere perché devo dare la parola anche a Paola Volpato. Ecco, questi quadri che parlano, se tu guardi bene, lo osservi bene il quadro, fai domande che lui ti risponde, lo devi osservare, deve fare delle domande quando osservi un quadro, il quadro risponde. Prego Paola.
Sì, specialmente il primo, che è quello molto grande, il trittico fatto appunto esposto anche tra l'altro non tantissimo, solo a Trieste, insomma due posti molto belli. Ci sono tutti questi sguardi, no? che ognuna guarda da un lato. Ci sono, se si potesse vedere magari lo spiego un po' non è meglio. facile per la regia, ma perché sì, il video lo mandano come l'hai mandato e per loro non è facile tornare indietro, soffermarsi perché è un video. Prego Paola. Sì, no, dicevo appunto che c'è questa figura di Franca Viola che ho voluto ricordare perché è stata la donna che ha un po' cominciato quello che è stato la reazione femminile al matrimonio forzati. Lei ha rinunciato, è stata violentata, è stata portata via, poi volevano fare il matrimonio riparatore in Sicilia, lei ha rinunciato, non ha voluto assolutamente. Poi c'è appunto le figure delle donne africane, delle donne in acqua, che sono le americane che fanno ginnastica in acqua e che si uniscono in queste onde. Ci sono momenti di vita, diciamo, normalissimi delle donne, dove c'è poi in realtà queste lame che invece dall'alto continuano a minacciare qualsiasi vita femminile, qualsiasi essa sia. E questo è, infatti il titolo è Women and Blades, donne e lame. E tutto il quadro è percorso da questi pericoli, da questo pericolo occulto e nascosto. Infatti io ho visto un gatto nero, non so dove l'ho visto il gatto nero, perché non c'è, non so te cosa sono riuscita a vedere io, sempre questo inagguato nero, guarda cosa sono riuscita a vedere, prego Paola. Sì, ci sono tante altre cose in quel quadro che adesso non posso spiegare, c'è alla fine però appunto questa conclusione di questa bambina, ma questa donna poi che esce dal quadro, che è il futuro, no? Che c'è un passato, un presente, un futuro. In centro di tutto c'è questa contadina che regge il mondo, reggendo il fieno, cioè simbolicamente per me è un elemento fondamentale, cioè nasce tutto dall'agricoltura, da Cerere, dalla madre. Grazie, devo chiudere, purtroppo questo percorso con voi è terminato, vi inviterò ancora, bisogna iniziare a continuare a parlare di questa figura, di questa persona. Io parlerei di persona, io sarei anche stanca di dividere maschile e femminile, stiamo parlando di persone con l'unico obiettivo, ecco, di riuscire a capire che bisogna avere rispetto. Ecco, il rispetto è la parola fondamentale che purtroppo sta mancando molto. Grazie a Esther Stella Carbonetti, fotografa alchemica del femminile sacro, e grazie a Paola Volpato, artista, che sono state con noi. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Cestini di melanzane. La melanzana è originaria delle Indie orientali e fu introdotta in Europa dagli arabi. Sappiamo da testimonianze lasciate che nel Medioevo la melanzana era vista come una pianta velenosa e malefica, forse per la forte superstizione che i cittadini provavano verso molte cose in quel periodo nero e buio, ma anche per il suo sapore aspro. Si diceva che le melanzane provocavano dei forti stati febbrili e attacchi di epilessia. Ingredienti per 4 persone. 4 melanzane, 100 g di pennette, 200 g di mozzarella, 10 pomodorini, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, basilico, sale. Dividete le melanzane a metà dal picciolo verso la base e svuotatele della polpa. Fate attenzione a non intaccare la parte esterna. Tagliate la polpa di melanzane a dadini. Tagliate la mozzarella per la maggior parte a dadini e un pezzetto a strisce.
Mettete 2 cucchiai di olio in una padella. Friggete in olio caldo i cestini di melanzane e friggete la polpa di melanzane salate e tenete da parte. Versate i pomodorini tagliati a pezzetti, salati appena e lasciate cuocere qualche minuto. Aggiungete il basilico. Levate alcuni cucchiai di sugo e metteteli nel ruoto dove metterete le melanzane. Quando la pasta sarà cotta al dente, scolatela e versatela nel sugo e aggiungete la mozzarella tagliata a tocchetti. Mescolate bene. E con questo composto riempite i cestini di melanzane. Mettete una striscia di mozzarella sulla superficie. Disponete i cestini in una teglia da forno. Infornate per pochi minuti. Poi servite. E buon appetito!